Voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.31 e martedì 6 giugno 2023 e come spesso capita di dover osservare, questo è un giorno eccezionale perché non è mai capitato prima nella storia dell'intera umanità, pensate. Noi andiamo però subito a segnalare radiolibertà.net. Se ci capitate sopra c'è una bellissima homepage nella quale potete apprezzare una straordinaria iniziativa editoriale di questa radio, piccola ma geniale, mi canto le lodi addosso, no, l'abbiamo avuta in tanti questa idea, tradotta in pratica poi, ovvero la lettura integrale, nemmeno una virgola è stata tralasciata, nemmeno un accento, dei Promessi Sposi, l'immortale capolavoro di Alessandro Manzoni, recitato integralmente, letto integralmente per un bel po' di tempo, perché andrà avanti per 38 capitoli, il lunedì, il giovedì, dalle 17 alle 18, in replica alle 21, e poi però ve lo potete scaricare dalla sezione podcast, cercate I Promessi Sposi, è facilissimo, nella striscia di ricerca dalla sezione podcast del sito della radio. Di Radio Libertà, naturalmente, perché quello è uno straordinario romanzo che non è quella palla incredibile che ci avevano appioppato alle scuole medie, superiori, eccetera, ma un romanzo che parla di cose attualissime: il potere, la prepotenza, la giustizia, le istituzioni, le disparità sociali, l'oppressione, anche se volete l'economia. Poi c'è tutta la parte della provvidenza, che è quella con cui ci hanno ammorbato durante gli anni scolastici. Non è che non ci sia, però per carità, diciamo che è un complemento a tante altre cose. Tant'è vero che il romanzo si conclude con la storia della colonna infame, che è un trattato sullo strapotere dei giudici in malafede, ancora oggi straordinario, e arriveremo fino a lì. Comunque non perdetevela, perché è una bella lettura per l'estate, anzi potete ascoltare tranquillamente e poi dite la vostra, perché noi abbiamo bisogno del feedback, come dicono quelli che parlano bene, cioè del riscontro del vostro giudizio, che potete esprimere sulla nostra pagina Facebook o anche al numero 346 64 27 756 per dire la vostra, perché è importante. Intanto andiamo all'agenzia ANSA di stamani, scontro sul Roma Pride, la regione revoca il patrocinio. Perché, dice il presidente della regione Lazio, non possiamo sostenere iniziative pro utero in affitto. Il portavoce del Roma Pride replica: siamo alla farsa, parla ovviamente Alessandro Zan, è schizofrenia di odio, non lo permetteremo. Perdiamo un altro po' di tempo su queste cose essenziali, che fa bene a tutti. Bomba d'acqua nel Maceratese, evacuate alcune persone, scrive ancora l'agenzia ANSA il secondo titolo. Nelle ultime ore il maltempo ha colpito in particolare la zona di Macerata, dove abita il nostro amico Carlo Cambi, dopo aver bersagliato l'Interland di Ancona e la zona di Fano in provincia di Pesaro Urbino. Poi c'è la questione della Corte dei Conti, c'è un bellissimo pezzo oggi di Domenico Cacopardo, lo leggeremo su Italia Oggi. Cacopardo è stato magistrato del Consiglio di Stato, della giustizia amministrativa, dell'alta giustizia amministrativa per tanti anni, ha lavorato anche a Palazzo Chigi in diversi ministeri nel corso degli anni, con diversi premier e ministri,
È molto esperto e scrive su Italia Oggi da tanto tempo in maniera molto libera e per noi molto utile come lettori. Il suo punto di vista tecnico ma anche politico e giuridico è estremamente interessante. Vedremo l'articolo tra non molto sul perché la Corte dei Conti deve stare nel suo, tra virgolette, che è poi la Costituzione. Facciamo quello che ha fatto Draghi, dice appunto Giorgia Meloni, circa la questione della Corte dei Conti. Anche Draghi la vedeva così, il mio orizzonte è di 5 anni, eccetera. E poi abbiamo la storia di Alessandro Impagnatiello, che io bypasso tranquillamente perché la potete trovare ovunque e secondo me non ha alcun rilievo di interesse pubblico. La bolletta resta stabile anche se cala il costo del gas. La bolletta del gas della famiglia, tipo in tutela per i consumi di maggio, segna un meno 0,2%. Problemi con Outlook, la posta di Microsoft va a singhiozzo e poi l'Ucraina. Abbiamo armi sufficienti per iniziare la controffensiva, dicono le autorità ucraine. Il cardinale Zuppi va a Kiev in missione di pace, che è l'ultima delle parole di attualità su quel fronte. Sul campo il Ministero della Difesa assicura di aver sventato un'operazione su larga scala nel Donetsk, ma le forze armate ucraine smentiscono. È delirante la versione russa. Insomma, ne avremo per un bel po'. E ancora in primo piano sull'agenzia ANSA il BTP Valore raccoglie 5 miliardi 430 milioni all'esordio, cioè va forte il titolo di Stato chiamato così, Valore. L'ex manager di Fazio, imputato per episodi di violenza sessuale commessi con l'uso di narcotici ai danni di altrettante donne, condannato in appello a 9 anni, scagionata dopo 20 anni, accusata della morte dei 4 figli, prima dipinta come un'assassina, condannata per aver tolto la vita ai suoi 4 figli, ora invece come una vittima. Perché stando agli scienziati, in realtà quel crimine atroce non l'ha mai commesso. Stiamo parlando di Kathleen Folbig, che non è assassina ma al contrario è vittima. Finora era conosciuta come la peggior serial killer donna australiana, il cui destino sembra però poter essere riscritto. Nel 2003 la donna, che ha sempre professato la sua innocenza, era stata condannata a 25 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso i suoi bambini di età compresa tra 19 giorni e 19 mesi, morti improvvisamente tra l'89 e il 99. Li avrebbe soffocati, secondo l'accusa. Oggi alcune nuove evidenze scientifiche dimostrano il contrario. E quando la giustizia è capace di ritornare sui suoi passi, credo che aumenti la fiducia dei cittadini in questa macchina della giustizia. Al contrario, succede il contrario, giusto appunto. 80 studentesse avvelenate in Afghanistan, è la prima volta che accade da quando i talebani sono al potere. E poi Grillo a Roma, inteso come Beppe, vertice sul lavoro con Tridico e Conte, il fondatore dei 5 Stelle cita la minimum tax, e poi la manifestazione del 17 di giugno. Infine il ministro Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, commissioni interne per gli alluvionati alla maturità. Chiudiamo col ponte sullo stretto, i pro e i contro, rinasce la società Stretto di Messina di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrà il 51%, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. E andiamo a vedere anche la prima pagina di ADN Cronos, Ucraina-Russia, Zelensky, buone notizie da Bakhmut, la guerra va avanti. Il Roma Pride l'abbiamo già visto, il maltempo in Emilia-Romagna, a Ravenna ancora forti piogge e allagamenti. Il ministro dell'economia Giorgetti che querela Repubblica, notizie infondate sui visti della Russia, dice il ministro dell'economia, che a tutela del suo buon nome ha dato mandato ai suoi legali per presentare una denuncia querela nei confronti del quotidiano La Repubblica in merito a un articolo intitolato Visti facili per investitori russi con il sì di Giorgetti. Lo comunica il Ministero dell'Economia in una nota. L'articolo e il titolo sono destituiti di fondamento nel merito e fanno riferimento a vicende decise in un'epoca in cui Giorgetti non era più ministro dello sviluppo economico e quindi Giorgetti querela il quotidiano La Repubblica, scrive l'agenzia ADN Cronos in primo piano. Christine Lagarde, Banca Centrale Europea, le pressioni dell'inflazione restano alte. I tassi saranno ristretti finché è necessario, ma questa ha tutta l'aria di non essere affatto una notizia. E andiamo velocemente anche a dare un'occhiata, in questo caso ad asianews.it, la pregevole agenzia di stampa del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere, che si occupa di una cosa interessante. A Tokyo entro il 2030 il 30% di donne saranno per legge nei consigli di amministrazione, l'obiettivo per la parità di genere fissato dal governo Kishida.
Un arresto e 23 fermi a Hong Kong per chi ha cercato di ricordare Piazza Tiananmen, il massacro, e poi un giovane cristiano pakistano condannato a morte per immagini su WhatsApp, e purtroppo anche questo non fa più notizia quasi sostanzialmente. Lasciamo con questa rapida corsa sulle agenzie di stampa, andiamo a vedere cosa dice Matteo Salvini sulla vicenda Metropol, tratto dalla pagina Facebook dello stesso segretario della Lega. Il caso Metropol, i soldi dalla Russia, una montatura per screditare me e la Lega. Sentiamo un po'. Sentiamo un po' con l'audio però. Viene infangata. Un attimo soltanto, scusate perché è il bello della diretta, ecco qua. Prima volta che la Lega viene coinvolta, viene infangata e poi dopo qualche anno, scusate, non c'era nulla, archiviato. Però chi rimborsa gli italiani, me e la Lega, di questi anni di fango? Benvenuti al TG4, care telespettatori.
Oggi ne parliamo con Claudio Borghi Aquilini, componente tra le altre cose del COPASIR, Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, che è stato tirato giustamente in ballo su questa storia. Intanto andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Dopo aver sentito le parole di Matteo Salvini sulla vicenda Metropol, c'è uno sviluppo ulteriore, o meglio un articolo di prima pagina sulla Verità, ci arriveremo. Avvenire apre la sua prima pagina, il quotidiano di ispirazione cattolica. Quanto alla espirazione è tutto un altro discorso. Primo passo a Kiev, il presidente della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, Zuppi, in Ucraina, per preparare il terreno a una soluzione pacifica giusta, che peraltro è lontanissima. PNRR, fiducia in campo e critiche dai magistrati. Fitto vola a Bruxelles per trattare sul pernacchio europeo, il PNRR. Meloni tira dritto sull'emendamento contro i controlli concomitanti della Corte dei Conti. Oggi la maggioranza approverà il tutto con la fiducia. Nessun bavaglio, dice Giorgia Meloni, facciamo le stesse cose del governo Draghi. Sinistra in difficoltà perché non siamo un governo spaghetti e mandolino, dice Giorgia Meloni. Gli autoritari sono loro. I giudici dei conti dicono è a rischio la tutela dei diritti dei cittadini. Intanto no del mondo femminista alla surrogata, alla maternità surrogata, all'utero in affitto. Bene la legge, scrive Avvenire. Il Corriere della Sera apre con il titolo principale dedicato all'esercito di Kiev che va all'attacco e poi i controlli sul PNRR, oggi il voto di fiducia. E ancora in primo piano il caffè di Massimo Gramellini, che non vi cito per pudore, perché si parla delle parole del sindaco di Trieste e di Piazza, che è invitato a commentare il costo di una fetta di Sachertorte nella pasticceria omonima, quasi 10 euro, ha risposto infastidito: basta polemiche, sono un ottimista, se hai i soldi ci vai, se no guardi. Il Gramellini, il nostro arciprete sempre meno preferito, si occupa di questo sotto il suo giudizio moralistico. Non fugge nessuno, la nuova egemonia culturale è il cattivismo, strano impasto di realismo brutale spacciato per sincerità. Don Abbondio era un gigante in confronto, per rimanere ai Promessi Sposi e a Manzoni, in confronto a Gramellini, vittima di questo governo di destra, tanto che va a lavorare ancora ben pagato da un'altra parte. Insomma, la censura all'italiana, da operetta. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera con il monito da par suo di Dario Di Vico: la crescita facile non esiste, amici, nessun pasto è gratis, diceva qualcun altro tanti anni fa. Maldini va verso il divorzio, rivoluzione al Milan, Maldini inteso come Paolo Maldini, e questa è una notizia fondamentale. Mentre dal Corriere della Sera passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è sugli alluvionati fregati, 2,2 miliardi sono 1,6, 30% in meno. Il decreto svela la bugia del governo Meloni, propaganda e fatti. Il 23 maggio la Premier, per meglio dire il Premier, prometteva fondi record. Ora si scopre che sono 620 milioni in meno e che gli altri sono sottratti al reddito di cittadinanza, che è poi il tasto numero uno o tra i tasti principali di coloro che approvano e amano Giuseppe Conte, come sul Fatto Quotidiano. Riecco le province, 225 milioni buttati all'anno per 3.000 posti, la casta continua, anche questo è un classico, e poi Lazio, il presidente Rocca dà e poi revoca il patrocinio al Gay Pride, suppressione dei pro-life, con la scusa della maternità surrogata che ormai si porta su tutto, come, che ne so, il nero va bene con tutto, no? Più o meno, e allora la scusa della maternità surrogata. In primo piano ancora sul Fatto Quotidiano cosa c'è di estremamente interessante? Le balle di Renzi sull'aereo pagato 26 volte il valore, era colpa di Toninelli. Non è vero, Toninelli buono, Renzi infame. Conte con Grillo e Tridico, che bel trio, sponda CGIL sulla guerra. Al lupo, titola invece il suo editoriale Marco Travaglio, col punto esclamativo dopo il secondo lupo. Dopo 7 mesi è ufficiale. Abbiamo un governo di buoni a nulla, capaci di tutto. Scrive Marco Travaglio citando Leo Longanesi, qualcuno se lo ricorderà, autore di questo motto: buoni a nulla, gli italiani sono buoni a nulla ma capaci di tutto. Ma chi li paragona al fascismo fa loro un favore e un complimento, perché Mussolini era capace di tutto, ma purtroppo riunì attorno a sé il meglio della cultura fascista e nazionalista e diverse eccellenze del mondo liberale e cattolico. Insomma, mica male, il Mussolini. Quando le tragedie della storia si ripetono, insegna Marx,
lo fanno in forma di farsa, il che fa ben sperare che, pur animati dalle peggiori intenzioni, i guitti di oggi non riescano a realizzarle. Ciò non significa che le opposizioni debbano rilassarsi, e la stampa libera pure, anzi, ma dovrebbero selezionare i bersagli. Insomma, andate a scuola da Travaglio che fate opposizione come si deve. Il Giornale apre la sua prima pagina con le toghe che si fanno la guerra, controlli e PNRR. L'Associazione Nazionale dei Magistrati Italici attacca la Meloni e vuole lo sciopero, contrari i magistrati più moderati. Le riforme sono legittime e anche i giudici contabili si spaccano. In primo piano sul Giornale di oggi il pezzo di commento principale, l'editoriale del professor Marco Gervasoni, così autoritari da essere liberali. Ripartono e anzi promettono di ripartire le riforme della giustizia, a cominciare dagli eserciti che si riposizionano come quello dell'Associazione Nazionale Magistrati, eccetera. Questi qui di destra sono così autoritari da essere liberali. Fausto Biloslavo invece si occupa in prima pagina, a pagina 6 sul Giornale, delle ONG, organizzazioni non governative disobbedienti, che si appellano a Berlino. L'ONG in stato di fermo ora invoca l'aiuto di Berlino contro l'Italia. La nave Sea Eye, una di quelle navi che portano immigrati in Italia, è stata sanzionata al suo arrivo ad Ortona, porto che avrebbe dovuto raggiungere nel più breve tempo possibile. E ora la nave chiede alla Germania di penalizzare l'Italia. Giorgia Meloni, missione a Tunisi per sbloccare il prestito del Fondo Monetario Internazionale alla Tunisia per cercare di fermare la partenza di migranti, e poi a centropagina Carlo Lottieri, gli scettici sul clima per l'Unione Europea sono putiniani, un assurdo eurobavaglio. Quello del riscaldamento globale di origine antropica ormai non è solo divenuto un dogma, ma un intercalare concettuale. È buono in ogni circostanza, come per il Fatto Quotidiano la maternità surrogata. Si porta su tutto, insomma, la questione del riscaldamento globale. Il Milan e Maldini, l'abbiamo già visto, la Lucarelli, maestrina delle coppie che dà lezione di litigi e di lamentele, ha scritto un libro con il fidanzato, una roba fondamentale, la commenta Massimiliano Parente sul Giornale. Dal Giornale andiamo a vedere anche la prima pagina del Quotidiano Nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino. Controlli sul PNRR, Giorgia Meloni dice: sto facendo esattamente come Draghi. Oggi la fiducia sul decreto che modifica i poteri della Corte dei Conti, mentre Zuppi va a Kiev con l'incognita del Cremlino, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana in missione di pace in Ucraina. Il Mattino di Napoli apre la sua prima pagina con lo smart working solo per i fragili. Il governo punta alla proroga per i lavoratori fragili fino al prossimo mese di dicembre per il lavoro da casa o smart working, ma è un'operazione che comporta costi 30 milioni di euro. In bilico invece la misura per quei lavoratori con i figli under 14. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo fa notare: via la misura per i genitori, non siamo più in pandemia. In primo piano ancora sul quotidiano napoletano, poi Giorgia Meloni sulla Corte dei Conti, facciamo come Draghi, e poi la movida napoletana sotto processo dopo il caso Brescia. Vedremo un articolo del giornale di Brescia, la pronuncia della Cassazione, che ha detto sono i sindaci che devono risarcire i cittadini ai quali vengono rotte le scatole con la movida notturna. 2 class action attendono il verdetto di un giudice, 2 fascicoli in tribunale che potrebbero fare i conti con un recente verdetto della Corte di Cassazione chiamata a giudicare su un caso di movida fracassona a Brescia. Ora la movida finisce sotto inchiesta a Napoli, danni esistenziali, caos, decibel che si sono abbattuti per anni su tantissimi nuclei familiari. Naturalmente c'è il calcio, a Napoli si festeggerà fino al 2048, lo scudetto appena vinto. E infine lasciamo il Mattino per andare al Tempo di Roma. Ecco il nuovo PNRR, governo al lavoro, scrive il quotidiano romano. Ritardi e difficoltà dei progetti previsti nel piano, il governo rivede 120 impegni del PNRR, rimodulazione in arrivo per una serie di cose e via dicendo, poi vedremo. E sempre dalla prima pagina del quotidiano romano, le mani di Elkann sulla sanità laziale. La cosa interessa molto all'editore del Tempo di Roma, che nel business della sanità è maestro, ovvero Angelucci. Exor investe nelle cure mediche e compra ospedali nella regione. La Exor, cassaforte della famiglia Agnelli, guidata da John Elkann, ha messo nel 2022 $1 miliardo nella sanità.
una diversificazione del business che passa anche dall'acquisto, la compra di ospedali, non solo al nord, ma anche nel Lazio, dove gli investimenti hanno portato nella galassia della holding Agnelli Elkann, Exor, giusto appunto la holding storica della famiglia Agnelli. Bene, sono entrati nella holding il nosocomio di Albano, laziale, e una casa di cura ad Aprilia. Insomma, Elkann si diversifica nella sanità. La Exor, la Fiat, Agnelli o quel che l'è, si compra gli ospedali, mentre lasciamo il Tempo di Roma per dare un'occhiata anche a Repubblica. È l'ora dell'attacco, il titolo principale sull'Ucraina, e poi il Papa che parla della difesa del clima. È un bene comune, l'udienza con il gruppo Gedi, eccolo qua, John Elkann, che non solo si compra gli ospedali ma incontra anche il Papa, e il Papa riceve la stola di Green and Blue da John Elkann, che onore. Ieri mattina Papa Francesco ha ricevuto il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, i promotori del Green and Blue Festival e alcuni dei più importanti attivisti mondiali per sensibilizzare sull'importanza del contrasto al cambiamento climatico. E al pontefice il presidente di Gedi, John Elkann, ha donato una stola con le strisce del clima, create dal climatologo Edward Hawkins, per mostrare l'aumento delle temperature. Le stesse strisce che ieri Repubblica aveva in copertina. Può far bacco, che roba interessante. Schifani, Forza Italia non va gestita dagli amici della porta accanto, dice il presidente della Sicilia. E dopodiché Provenzano, uno degli esponenti del PD, l'Italia sta scivolando verso l'Ungheria. Che originalità. E andiamo a vedere, a proposito di John Elkann, Agnelli, Exor e compagnia, La Stampa, l'altro quotidiano della famiglia, tra i tanti. Peraltro, con il Secolo XIX e tanti altri, sul PNRR la legalità è a rischio, la rivolta dei magistrati della Corte dei Conti. Come sapete, il comunismo, le nuove frontiere del comunismo passano per la difesa del Corte. Paola Mastrocola, eccellente insegnante, ormai in pensione, e scrittrice di Vaglia, nonché moglie del professor Luca Ricolfi, si occupa di scuola. In prima pagina, a pagina 15 della Stampa di stamani, professori offesi, ragazzi senza regole, insegnanti insultati, malmenati, accoltellati, colpiti da pistole ad aria compressa. Pagina 15, la riflessione di Mastrocola, che ha passato una vita nella scuola. Insegnanti insultati, malmenati, accoltellati, colpiti da pistole ad aria compressa. Devo dire, scrive Mastrocola, che non mi stupisce e vorrei spiegare perché. Giorni fa mi è capitato di avere in casa per una mezz'oretta un bambino sui 10 anni. Mai visto prima, figlio di amici. Appena entrato il bambinetto sconosciuto si mette a correre per tutte le stanze, apre cassetti, tocca ovunque, giochicchia con ogni oggetto. Gli dico di non toccare, glielo ripeto anche imperiosamente, più volte, niente. Io già a questo punto avrei un metodo. Purtroppo non si può dire perché incorrerei in reati penali. Ad ogni modo, vediamo cosa scrive invece Paola Mastrocola. Quando afferra un affilato tagliacarte e lo agita per aria a mo' di sciabola, gli intimo di smettere, ma siccome non smette, glielo tolgo di mano e lo poso in alto su un ripiano. Lui si arrampica, lo riprende e ricomincia a vorticarlo pericolosamente intorno agli occhi suoi e miei. E questo qui è il figlio di amici. Un bambinetto che è capitato, 10 anni di età il bambinetto, in casa alla povera Paola Mastrocola. Non succede nulla di grave, per fortuna, e la mezz'oretta passa. Il padre, che finora non ha visto niente perché stava lontano, persona distinta il papà, gentile, ben educata e non so se sia rilevante, ma lo dico, di classe alta, il papà dunque si riprende il pargolo, il quale prima di uscire afferra ancora al volo 2 o 3 soprammobili. Il padre vede e interviene, dice al figlio di non toccare niente senza permesso, parole che si perdono nel nulla. Non credo, scrive Mastrocola, che quel padre non abbia educato il figlio, lo ha fatto di sicuro, ma è proprio su quel nulla dove si sono perse le sue parole che dobbiamo interrogarci, su quei divieti alati che svolazzano inutili nell'aria dell'attuale famiglie. I bambini si abituano subito a queste stravaganti parole che non approdano a nessun significato. Non fare questo, non dire così, chiedi scusa, vieni subito qui, saluta il nonno. Manca sempre un pezzo, la capacità di far valere quel che si è appena detto. Ma sull'educazione dei figli sarebbe un discorso lungo. Mi fermerei qui, alle parole al vento. Altri 2 racconti.
Autostrada Torino-Milano. Ho fretta e vado fissa sui 130, non oltrepassando il limite ben noto a tutti. Nella corsia di sorpasso sfrecciano centinaia di auto che, visto che mi superano, immagino debbano andare tra 140 e 160 almeno e che mi tallonano a 1 metro facendosene baffi della distanza di sicurezza prevista dalle norme di guida. Infine a Roma, ultimi fatti di cronaca. Turista fa il bagno nella fontana di Trevi, è invitata dal poliziotto di turno ad andarsene, esce e lo schiaffeggia. All'aeroporto di Fiumicino, fontana di ingresso, turista in mutande si fa lo shampoo. Fine del breve repertorio. Non amiamo le leggi, le regole, i divieti, ogni forma di imposizione e ogni sorta di limitazione. Non tolleriamo più nulla che restringa l'ampiezza smisurata della nostra libertà e dei nostri capricci. Qualsiasi uzzolo, frivolo e passeggero ci sfiori la mente. Lo vediamo in ogni ambito, in ogni dove. Mi sorge una domanda automatica, visto il mestiere che ho fatto per 30 anni. Come si può far scuola a ragazzini che aprono cassetti in case di sconosciuti? Come si può tenerli in classe fermi, attenti, convincendoli pure a studiare? Che scuola si può mai inventare se noi stessi superiamo i limiti di velocità, schiaffeggiamo poliziotti, ci buttiamo in fontane cittadine, ci insultiamo normalmente con violenza sui social? La scuola è per definizione un luogo che limita, dà imposizioni, mette divieti. È un edificio chiuso. Ti chiede di studiare, se ti dà 4, ti dà 4 se non studi, ti vieta di uscire, ballare in classe, farti una pasta asciutta sul banco, videotelefonare nell'ora di lezione. Se siamo una società abituata a non soffrire più alcuna forma di autorità limitante, ovvio che non possiamo sopportare che qualcuno, un insegnante nella fattispecie, ci interroghi, ci dia voti, ci imponga lezioni, che ci insegni quel rispetto delle regole e degli altri che non vediamo più da nessuna parte. La scuola diventa una vessazione insopportabile, un ostacolo da rimuovere, una persona da accoltellare. Agiamo distinto nell'unica forma possibile in un mondo dove abbiamo azzerato la cultura e che di conseguenza torna a essere il mondo dei primordi, la violenza. Se la scuola, prosegue Paola Mastrocola, siamo a pagina 15 della Stampa di stamani, la scuola resta l'ultimo luogo dove si esercita una forma, anche se pallida, di autorità, ecco che diventa inaccettabile e la vita quotidiana dei ragazzi si presenta insopportabilmente spezzata in due. Al mattino nel luogo di tortura della scuola, il resto del tempo nell'Olimpo dei bagordi, dove tutto è lecito, famiglia compresa. Questo non è disagio giovanile, è cultura dell'illimite, insopportazione continua di ogni cosa che limiti o dispiaccia, restringendo il campo dell'azione e del piacere. E come stiamo rispondendo a questo? Con il motto cambiamo la scuola. Siccome i giovani non la reggono più, siccome non rispecchia più quel che siamo diventati tutti, invece di proteggerla e potenziarla come unico ultimo baluardo contro la barbarie, ecco che la smantelliamo definitivamente, eliminando ogni cosa che disturbi, vieti, imponga, infastidisca, turbi, demoralizzi, intristisca o frustri. Via le lezioni, via i libri, via i voti, a breve via gli insegnanti. Tanto arriva l'intelligenza artificiale. Temo che facciamo bene, visto che siamo incapaci di prendere altre vie, argomenta Mastro Cola. Non si può che seguire il percorso intrapreso in quella logica dell'ineluttabile che intristisce quanti di noi non credono ciecamente nel progresso e vorrebbero che qualcosa si salvasse, che qualcosa rimanesse fermo e incrollabile, a fare da scoglio e arginare i flutti tempestosi. Continuiamo pure, conclude Paola Mastrocola sulla Stampa, continuiamo a smantellare la scuola in modo che sia più conforme all'attuale società, a dispetto degli orrori che vediamo e vogliamo continuare a denunciare. Chiederei solo un favore, non chiamiamola più scuola, per rispetto verso quel che la scuola è stata finora. Troviamo un altro nome a questa cosa nuova, informe, deforme. Abbiamo dimostrato ultimamente una fantasia neonominalistica eccezionale. Non ci sarà difficile. Le parole sono importanti, come diciamo sempre. Chiamare una cosa nuova con un nome vecchio, scuola, mi sembra induca solo confusione e smarrimento. Molto smarrimento, conclude Paola Mastrocola nel suo direi bellissimo pezzo sulla scuola e su tutto il resto e su questo bambino di 10 anni che ti rimane in mente. Questo qui veramente Missis, mentre lasciamo la prima pagina della Stampa con che cosa?
Di Zuppi abbiamo già detto, dei femminicidi pure. Domenico Quirico si occupa dell'Ucraina e della Russia, se neanche l'atomica è più un deterrente. A pagina 17 c'è il commento di Quirico sulla pericolosa piega che sta prendendo il conflitto bellico. Se nemmeno la minaccia atomica riesce a fermare la guerra, il conflitto va verso la distruzione completa del nemico. Sarà l'Ucraina a decidere dove sarà necessario fermarsi, anche perché l'Ucraina ha alle spalle l'Alleanza Atlantica, no poca roba. I russi seguono il capo per imporre la pace, bisogna costringerli alla resa. Perfino la bomba atomica sembra aver perso la sua capacità di frenare i conflitti. A chiudere la prima pagina della Stampa, poi, Mattia Feltri, che si occupa della Corte dei Conti e di questa polemicuzza dell'ultimo periodo. E in questi termini: l'altro giorno, forma e sostanza è il titolo del suo buongiorno. L'altro giorno mi sono stupito più di un po' nel leggere un colloquio con Valerio Valentini del Foglio, nel quale Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, ha difeso la scelta del governo di ridurre i poteri di controllo della Corte dei Conti. Specialmente mi ha stupito la motivazione in uno studioso di tale levatura. Forse i modi sono stati infelici, ha detto Cassese, ma la sostanza è apprezzabilissima. Ho pensato subito a Piero Calamandrei, siccome ultimamente lo si cita con frenesia, quando sosteneva fosse garanzia di libertà considerare la forma la premessa della sostanza. Ho pensato alle centinaia di volte, ricordo fra gli altri Cesare Beccaria e Montesquieu, in cui ci è stato insegnato che nel diritto, nel galateo istituzionale, nel funzionamento del Parlamento, ma direi in ogni passo della vita di tutti i giorni, la forma è sostanza. Se entro nella stanza di qualcuno bussando oppure no, ci entro in un caso e nell'altro, ma nel primo caso dimostro di non sentirmi proprietario dello spazio e del tempo altrui. Probabilmente ha ragione Cassese quando non si allarma per l'indebolimento della Corte dei Conti, ma è proprio la forma ad allarmare. Una procedura d'urgenza in fulminea reazione a giudizi magari frettolosi sui ritardi del PNRR, che dimostra l'indole del governo, vittimistica, vendicativa, padronale. Anni fa Michele Ainis scrisse una frase felicemente precisa: se non c'è forma, la sostanza finisce racchiusa nella parola volubile, volante del sovrano, che può essere apprezzabilissimo nella dedizione alla sostanza, ma la sua parola volubile e volante non garantisce più la libertà, conclude Mattia Feltri Donferrante, per rimanere sempre al nostro amato Alessandro Manzoni. La peste è un accidente o è sostanza? Vedremo poi leggendo I Promessi Sposi. Intanto lasciamo la prima pagina della Stampa di Torino e andiamo come un solo uomo, anche se siamo in due. Saluto e ringrazio Federico Borsari in regia. Alla prima pagina della Verità, dico stamattina, si torna sulla vicenda Metropol, anzi sui Metropol al plurale, i Metropol, su cui i pubblici ministeri non indagarono, scrivono Giacomo Amadori, François de Tonquedec. Gli inquirenti hanno ignorato clamorose incongruenze. Cosa significa? Che prima e dopo il trappolone teso a Gianluca Savoini, sarà con noi dopodomani alle 8.30 qui a Radio Libertà, l'agente dell'Espresso, Meranda, cioè il massone avvocato calabrese e compagnia bella, e il suo compare avevano intavolato altre trattative per partite di petrolio, tutte fallite, ma nessuna degna di interesse per la procura, la quale si accende solo quando si parla di Salvini. Insomma, ci racconta la verità. La procura ha indagato soltanto quando hanno tirato in ballo Matteo Salvini. In analoghe, istessissime vicende non hanno indagato nessuno. Come mai? Perché volevano bastonare solo la Lega. Così ci racconta la verità. E se ce lo racconta la verità, sarà la verità. Russia e servizi, le strane coincidenze, l'imboscata che fece cadere il governo austriaco. Ci arriviamo subito al pezzo principale. Zuppi a Kiev, Londra gli scatena i falchi. Mario Giordano, lo scandalo della guardia, in cella per aver fatto la guardia. Noi stiamo con Zen, scrive Mario Giordano in prima pagina, nonché a pagina 15. Stiamo con la guardia che finisce in cella per averci difeso. Massimo Zen ha tentato di fermare due ladri, uno è morto, per la giustizia italiana è colpevole, per noi no e va aiutato. A centropagina, come previsto,
il Green Pass diventa eterno. Accordo tra Unione Europea, Organizzazione Mondiale della Sanità, che adotterà su scala planetaria il lasciapassare per imporre le restrizioni in pandemia. Chi lo aveva previsto era stato trattato da diffusore di fake news. Facile pretesto per le censure. Questa è una notizia veramente bomba. Con l'accordo tra Bruxelles e Organizzazione Mondiale della Sanità, il Green Pass diventa eterno e globale. Usando la scusa dei viaggi sicuri, l'agenzia dell'ONU adotta il sistema del certificato su scala mondiale perenne. Intanto il Telegraph svela. Londra usa un team segreto per censurare online i post critici verso i suoi divieti. Dove volete andare voi quest'estate? A Ravenna? A Riccione? Magari perfino vi osereste spingervi fino nel Lazio o in Calabria partendo da Milano? Giammai, se non avete il Green Pass vistato dall'Unione Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Capito? Mentre da Milano, nel senso una parola sola, Marco da Milano, il direttore dell'Espresso a suo tempo, oggi bello comodo in Rai, da Milano si nasconde. Può ancora stare in Rai? Si domanda Belpietro e ce lo domanda a noi tutti. Fuori la verità. Perché? Perché era direttore dell'Espresso quando l'Espresso ha fatto quella bella robetta lì contro la Lega sull'Hotel Metropol, Savoini, eccetera. Marco da Milano ha occultato, omesso, oscurato la pena del contrappasso per l'ex direttore sempre in TV. Marco da Milano ha mentito sul ruolo ricoperto dai suoi inviati in terra di Russia. Il giornalista che si presenta come paladino della libera informazione è finito in un gioco più grande di lui. L'uomo del programma di approfondimento di Rai 3, Il Cavallo e la Torre, è intrappolato nella cortina di ferro dove non si vede nulla. Questa è l'unica conclusione possibile al momento in cui scrivo del lungo e paziente lavoro di ricerca, scrive Maurizio Belpietro con tanto di virgolette, su quel che 4 anni fa pubblicò l'Espresso con la sua redazione e i suoi reporter Giovanni Tizian, Stefano Vergine. Chiuse le virgolette, punto. Ora, togliete alle righe appena lette il nome di Da Milano, sostituitelo con quello di Matteo Salvini. Infatti, le parole che avete appena letto non sono farina del mio sacco, ma di quello dell'ex direttore Marco Da Milano del settimanale L'Espresso, che un tempo fu di Carlo De Benedetti e poi della famiglia Agnelli, prima di essere comprato da Danilo Iervolino e di recente da un imprenditore vicino a Massimo D'Alema. Sì, fu Da Milano a vergare un editoriale dal titolo La superficie della menzogna, in cui accusava Salvini di non rispondere alle domande dei suoi cronisti, i quali erano convinti di avere scovato a Mosca le tracce di un affare petrolifero milionario per finanziare il carroccio con i soldi di Putin. A distanza di tempo, la Procura di Milano, sulla vicenda, ha messo la pietra tombale, non avendo rintracciato né il petrolio, che avrebbe dovuto essere scambiato con una società pubblica, niente meno l'ENI, né i soldi che avrebbero dovuto finire nelle casse della Lega. In compenso, dagli atti di archiviazione dell'inchiesta, grazie, questo sì, al lungo lavoro di ricerca di Giacomo Amadori, sono emersi una serie di documenti che ribaltano completamente la prospettiva di questa strana storia. Non era la Lega che stava cercando un contatto con Mosca per ottenere soldi, ma era una simpatica combriccola composta da massoni e agenti dei servizi segreti russi che stavano cercando di incastrare un collaboratore di Salvini per poi denunciare il tutto. Dell'operazione facevano parte fin dall'inizio i giornalisti dell'Espresso. A rileggerlo oggi, l'editoriale di Da Milano, non più direttore del settimanale Radical Chic, ma conduttore di un programma Rai ottenuto quasi come risarcimento appena lasciata la poltrona dell'Espresso, a rileggerlo oggi, quell'editoriale di Da Milano sembra un'autodenuncia. Ciò che il giornalista rimprovera a Salvini, oggi può rimproverarlo a se stesso, con l'aggravante che gran parte delle accuse rivolte a Salvini non hanno trovato riscontro giudiziario, mentre quelle che richiamano la sua direzione, del Da Milano, sono state passate al vaglio degli inquirenti. Da Milano conduce su Rai 3 una striscia Il Cavallo e la Torre, pagata oggi 1.000 euro a puntata, niente male. I documenti che abbiamo pubblicato, scrive quest'oggi del famoso incontro all'Hotel Metropol di Mosca, ci furono una serie di contatti fra l'avvocato al centro della vicenda, Miranda, e uno dei giornalisti dell'Espresso, Tizian.
Qual era lo scopo di quegli appuntamenti, a cui per dirla con Da Milano ne seguirono altri, col codazzo di faccendieri, come scriveva Da Milano, intermediari, avvocati, brasseur d'affari e, aggiungo io, osserva Belpietro, di 007 russi travestiti da manager del petrolio? All'epoca, quando pubblicò l'editoriale, Da Milano si lamentava perché secondo lui avevano preso sul serio il lavoro della sua redazione, preferendo sottovalutare, minimizzare, confondere con un pettegolezzo giornalistico, al contrario della stampa internazionale che aveva dato grande eco all'inchiesta. Da Milano accusava Salvini di aver taciuto imbarazzato di fronte alle domande dei suoi cronisti. Un atteggiamento che dice molto, scriveva l'ottimo Da Milano, ancora una volta dei meccanismi del potere, della sua attitudine alla bugia. Secondo Da Milano, Salvini, per non voler parlare della faccenda Metropol, avrebbe voluto introdurre in Italia un addomesticamento del dissenso, un conformismo che convive con le forme della democrazia. I leader alla Salvini, argomentava Da Milano, erano pronti a spegnere le luci quando si tratta di rispondere, rendere conto, replicare alle richieste di un giornale. Beh, conclude Belpietro, adesso siamo noi a chiedere conto. Per sapere chi guidò l'operazione nell'hotel russo e perché i giornalisti dell'Espresso andavano a braccetto con massoni, brasseur d'affaires, faccendieri e spioni. E però da Milano, conclude Belpietro, da giorni spegne la luce senza rispondere, senza replicare alle richieste di un giornale. È la legge del contrappasso, come lo stesso Da Milano scrisse. Con una differenza, chiosa concludendo Belpietro. Da Milano sta in TV tutti i giorni, pagato dal servizio pubblico. Ma il primo servizio pubblico che dovrebbe svolgere è quello di raccontarci la verità sul caso Metropol. Può un giornalista continuare a informare nascondendo i fatti che più lo riguardano da vicino? La risposta tocca a lui, ma anche alla direzione della RAI. Si va verso la resa dei conti in vigilanza, scrive ancora La Verità, e la Lega chiederà al direttore generale della RAI, Roberto Sergio, di cacciare Da Milano. Giovedì sarà battaglia. L'unico a sostenerlo è Mario Orfeo, che dovrebbe essere il numero 1 di Rai 3, e non certo gli ascolti della trasmissione di Da Milano, che sono sotto zero. Commenta anche Daniele Capezzone quelle strane coincidenze russe con il trappolone che azzoppò Christian Strache, leader dell'allora Partito della Libertà, che fu azzoppato, come si tentò di fare con Salvini. La storia del Metropol ha analogie con un'altra vicenda, in quel caso era Ibiza, non il Metropol. L'Ibiza Gate, che eliminò politicamente il vice cancelliere austriaco dell'FPÖ, del Partito della Libertà. Anche in quel caso, vigilia di elezioni, un partito sovranista in ascesa e il gran parlare di finanziamenti. L'accostamento, tutt'altro che inappropriato, l'ha fatto Claudio Borghi, che poi sarà con noi. Matteo Salvini si scaglia contro la macchinazione, ora un giudice apre un'inchiesta, ma poi vedremo l'articolo principale d'apertura della Verità di oggi su questo tema. Intanto, già che siamo in prima pagina, Giorgia Meloni a Tunisi, titola ancora La Verità, Mattarella a Parigi, rischiamo il cortocircuito diplomatico, ombre francesi su Mediterraneo e migranti. A chiudere, Gay Pride pro utero in affitto, via il patrocinio, la decisione della Regione Lazio in seguito all'esposto di Pro Vita, e la sinistra impazzisce. Ma andiamo di nuovo all'argomento d'apertura, il caso Metropol e tanti altri casi simili su cui la magistratura non indagò. Indagarono soltanto quando di mezzo c'era Salvini, denuncia La Verità stamani. La Procura di Milano e la Guardia di Finanza, scrivono Giacomo Amadori, François de Tonquedec, sembrano aver creduto per davvero che all'Hotel Metropol gli emissari della Lega abbiano cercato di portare a casa decine di milioni di euro in un momento in cui altri uffici giudiziari chiedevano alla Lega di restituire 49 milioni di rimborsi elettorali. Ma la Procura di Milano e la Guardia di Finanza non hanno approfondito molti altri negoziati che la presunta banda del buco, la stessa di Savoini e compagnia, ha portato avanti quasi contemporaneamente. Ciò risulta evidente, scrive La Verità, dalla annotazione del novembre 2020 che la Guardia di Finanza invia ai magistrati quando ormai Salvini era caduto in disgrazia ed era finito all'opposizione. Nelle quasi 500 pagine dell'informativa si appuntano i viaggi e gli incontri di Savoini, Vannucci e dell'avvocato massone Meranda.
La Guardia di Finanza incrocia gli spostamenti, le telefonate, i messaggi e arriva alla conclusione che una trattativa con personaggi russi per la vendita di petrolio era stata imbastita da questi tre: Savoini, Vannucci, Meranda. Tuttavia, nelle foto e nelle registrazioni agli atti non compaiono mai pezzi da 90 del governo russo o dintorni, come i più volte citati Konstantin Kosachiev, Dmitry Kozak o Konstantin Malofejev. Gli unici personaggi che la strana coppia di consulenti Vannucci-Meranda incontra per davvero sono un agente dei servizi segreti russi, FSB ex KGB, Andriy Karchenko, forse messo in pista per le chiacchiere su Salvini, e un altro personaggio a lui vicino, Ilya Yakunin. L'unica figura di spicco che il gruppo frequenta è l'ideologo, non proprio un uomo d'affari, Alexander Dugin, che raggiunge il gatto e la volpe della nostra storia, Meranda e Vannucci, anche a Roma, insieme con questo Ilya Yakunin. E nella capitale scende pure, in un'altra occasione, l'agente dei servizi segreti Karchenko. Ma di altre presenze significative in Italia, nell'informativa della Guardia di Finanza, non c'è traccia, scrive La Verità. Salvini in tutta la vicenda è il convitato di pietra, ma gli investigatori non hanno trovato neanche un messaggio a lui riconducibile. Sanno che su un numero senza WhatsApp e Telegram, Savoini, durante un viaggio a Mosca, gli ha inviato messaggi poi cancellati. È questa la prova della complicità del leader della Lega dopo anni di indagini? Ci sembra pochino. La sera prima dell'incontro del Metropol, Meranda e Vannucci sono stati perfino temuti a distanza dalla cena, sono stati tenuti a distanza, non temuti ovviamente. La sera prima dunque del famoso incontro Metropol, Meranda e Vannucci vengono tenuti a distanza dalla cena di gala a cui partecipa Salvini in visita ufficiale a Mosca e finiscono a parlare di massoneria in un ristorante italiano con un certo Vadim Zunne, con il quale l'avvocato calabrese Meranda si era messo d'accordo via WhatsApp. Da altre risultanze rinvenute in relazione a tale nominativo è emerso, si legge nell'informativa della Guardia di Finanza, che il Meranda e il Zunne condividono una comune estrazione massonica. Gli investigatori riferiscono che il 28 ottobre Meranda spedisce una mail a un fratello d'Oltralpe per informarlo dell'incontro avuto con questo tizio Zunne, durante il quale hanno parlato della diffusione del rito massonico francese in Italia. Ma ci sono molte altre cose che non tornano, proseguono Giacomo Amadori e François de Tonquedec sulla Verità di stamani. Per esempio, non si capisce perché Meranda registrasse i suoi colloqui con Vannucci, ma anche con personaggi che nulla c'entrano con questa inchiesta, mentre non ha mai captato, tranne che al Metropol, la voce di Savoini o di Salvini. Forse perché non dicevano cose compromettenti? E così le frasi più scivolose agli atti sono sempre quelle del gatto e della volpe, cioè di Meranda e di Vannucci, i quali, con i loro discorsi, hanno convinto Procura e Guardia di Finanza che al Metropol potesse essersi consumato qualche reato. Peccato che l'indagine sia stata innescata da un'inchiesta giornalistica costruita a tavolino da un cronista dell'Espresso, Giovanni Tizian, insieme con Meranda, quando ancora la trattativa era in fase embrionale. Perché il faccendiere dovesse autoaccusarsi in presa diretta per il grave reato di corruzione internazionale per far fare uno scoop al giornalista, ancorché suo caro amico, resta un mistero gaudioso. Ma c'è un altro quesito che non trova risposta nel fascicolo Metropol. Perché la Lega, già inguaiata per l'inchiesta 49 milioni di euro, avrebbe dovuto affidare i propri presunti fondi neri e le proprie terga a due perfetti sconosciuti, due personaggi da commedia dell'arte, Meranda Vannucci, un bancario in pensione, per di più di sinistra, Margherita PD, il Vannucci, che viveva con la mamma in uno sperduto paesino toscano, e Meranda, avvocato calabrese massone sull'orlo del crack, sconosciuto all'ambiente leghista. Sappiamo solo che Meranda, con Salvini in piena ascesa politica, all'improvviso decide di ospitare nel suo studio uno dei tanti comitati per Salvini Premier e di organizzare un convegno sull'immigrazione a Fregene, a cui partecipano il deputato del PD, Khalid Chauki, collaboratore della strana coppia, e l'analista leghista Germano Dottori, che però racconta, sentito a verbale, che per quell'iniziativa è stato redarguito dalla Lega.
A rendere ancora più inverosimile la storia è che i due, da anni a caccia di affari di ogni tipo, dal settore costruzioni a quello petrolio, un loro chiodo fisso, si siano offerti alla Lega senza essere cercati. E come avevano fatto? Attraverso Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice. Pirozzi vuol dire Salvini, vuol dire Lega, declamava pomposamente in un audio il toscano Vannucci. Ma non era così, tantomeno in quel momento. È emblematico che per cercare il numero di telefono di Savoini, Pirozzi, all'epoca eletto nel Consiglio regionale del Lazio con un suo gruppo autonomo, non si sia rivolto a Salvini, ma alla sua allora fidanzata Elisa Isoardi, anche perché nella primavera del 18 il centrodestra aveva appena perso le elezioni regionali proprio per la candidatura autonoma dell'ex sindaco Pirozzi, fatto per questo bersaglio degli attacchi delle altre opposizioni. L'unico ipotetico appuntamento tra Pirozzi, che aderirà alla Lega soltanto nel 2022, Vannucci e Meranda, registrato sull'agenda del Meranda, è stato smentito ai magistrati dallo stesso Pirozzi, il quale ha detto, interrogato: io non ho mai partecipato a incontri presso lo studio dell'avvocato Meranda, né ho mai avuto appuntamenti per riunioni o altro. Versione confermata grazie al controllo delle celle telefoniche. Ma le millanterie riguardano anche il rapporto con Matteo Salvini. Il 14 aprile 18, con un SMS, Vannucci comunica a Meranda di essere con Matteo, senza precisare altro. La risposta di stupore dell'avvocato è eloquente. Oh, con tante belle O. Tanto che chiede: a Roma? E Vannucci replica: no, vicino. Gli investigatori però riscontrano che al momento dello scambio di messaggi l'utenza in uso a Vannucci aggancia celle telefoniche ubicate nel territorio, udite udite, del comune di Grosseto, a pochi chilometri dalla casa di Suvereto dove il pensionato vive con la mamma. Perché dovevano architettare tutte queste fesserie? I due, quando parlano tra di loro, sembrano già pronti a dividere il bottino e la Guardia di Finanza prende appunti, senza evidenziare l'assurdità di quanto ascoltato negli audio. 2 punti, virgolette. Vannucci nomina, è il verbale della Guardia di Finanza, nomina alcuni dei soggetti potenzialmente beneficiari dei proventi e lo fa riportando in forma diretta il suo dialogo con Savoini. Un dialogo riportato dal Vannucci, no? Capirai che roba. Io dopo ti porto tutti i ragguagli di quello che viene a me, di quello che viene alla banca, di quello che piglia M, di quello che piglia Sergio, di quello che piglia Giuseppe, di quello che piglia l'Opus, di quello che pigliano tutti. Pigliano tutti per il culo, verrebbe da supporre, ma comunque la Guardia di Finanza non se ne avvede. Per le fiamme gialle la platea dei soggetti individuati, quali asseriti destinatari della spartizione dei fondi, riflette la assortita schiera già emersa in precedenza, menzionata dallo stesso Vannucci. M sarebbe Matteo, cioè Salvini. Sergio, ovviamente, Pirozzi. Giuseppe sarebbe un certo Massimi, legato a una candidata consigliera del Pirozzi. Opus, ovviamente, è l'Opus Dei. Eh sì, perché anche alcuni soggetti vicini all'Opus Dei, alla prelatura, avrebbero dato il loro piccolo contributo alla causa. Figure minori, non certo clerici di primo piano, ma inserite tra i contatti della squadretta, scrive La Verità. Il Vannucci, il toscano pensionato che vive con la mamma, riferisce a Meranda, l'avvocato massone calabrese, che Savoini, diremo a occhio l'unico pulito della storia, gli avrebbe detto di voler conoscere l'Opus Dei, perché per noi è importantissimo, e che lui gli avrebbe risposto: quando ti pare vieni giù e io ti porto là dentro. Ma vi rendete conto? Indagini, anni. Comunque tieni presente che il tuo amico, lo dico tra virgolette, Giorgetti, ha già allacciato i rapporti con Parolin, Pietro, segretario di Stato Vaticano. La sensazione, scrive a questo punto La Verità, è che Meranda e Vannucci, non riuscendo a concludere alcun affare, tanto che l'avvocato moroso a un certo punto, moroso perché non paga, a un certo punto viene sbattuto fuori dallo studio e chiede un aiuto economico per sopravvivere all'onorevole del PD, l'italo-marocchino Ciauchi. Bene, la sensazione è che questi due, Meranda e Vannucci, pensino a un certo punto di agganciare Savoini, perché fin lì non hanno combinato un cacchio, sperando di sfruttare la rete di conoscenze del Savoini medesimo. Così Savoini, forse solleticato dall'idea di facili guadagni, lo chiederemo a lui giovedì mattina, così Savoini potrebbe avere accettato di mettere a disposizione dei due i propri contatti russi. Contemporaneamente però la coppia continua a giocare su più tavoli, prima e dopo il Metropol, e porta avanti trattative in cui non era prevista
alcuna percentuale per la Lega. E su queste trattative inquirenti e giornalisti investigativi non si concentrano. Insomma, dobbiamo concentrarci, dice la procura, dicono i giornalisti investigativi tipo quelli dell'Espresso, solo sulla Lega, solo sulle storie che riguardano la Lega. Se questi due cucù fanno le stesse cose con altre persone, a noi non ci interessa niente, dicono i magistrati e i giornalisti investigativi. Secondo la Verità, naturalmente. Allegate all'informativa ci sono le email che attestano che il finanziere Glauco Verdoia, trade union tra Meranda e Vannucci, aveva iniziato uno scambio epistolare con l'Ente Nazionale Idrocarburi, l'ENI, già a fine 2016. Annota la Guardia di Finanza che, dallo scrutinio delle fonti di prova disponibili, è emerso che Meranda e Dedorid Alessandro, all'epoca vicepresidente Trading Oil and Operation di Eni Trading Shipping, poi licenziato dall'Eni, ebbene Meranda e questo Dedorid, Eni, si sono conosciuti a inizio 2017, gennaio, e i loro contatti sono proseguiti in misura crescente nel tratto a venire, fino a stringere un legame confidenziale anche definito d'amicizia. Per gli investigatori, l'avvicinamento a Dedorid sarebbe collegato al tentativo di accreditare la banca Euro-IB nella lista delle controparti abilitate ad operare con l'ENI, manovre che avvengono mentre è in carica un governo di centrosinistra con la Lega all'opposizione. Ma se l'accordo del Metropol tramonta perché le richieste dei politici sarebbero state troppo esose, parallelamente, tra giugno e novembre del 2018, sarebbero state avviate altre trattative aventi sempre a oggetto l'acquisto di prodotti petroliferi provenienti da una società di Stato russa, Gazprom prima, Rosneft poi, da parte della banca Euro-IB, con l'intervento dello studio SQ Law riferibile a Meranda. Curiosamente, Gazprom e Rosneft sono le stesse aziende che non avrebbero accettato i termini dell'accordo Metropol, ritenendoli eccessivamente fuori mercato. Tutto questo cosa vuol dire? Tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Persiste una circolazione instabile sul nostro paese, dove nella giornata odierna potranno scoppiare numerosi temporali, temperature in lieve aumento al centro-nord. In mattinata rovesci e qualche temporale a macchia di leopardo potranno interessare soprattutto il nord-est, il versante adriatico del paese e il sud. Altrove il sole sarà prevalente. Nel pomeriggio condizioni di spiccata instabilità con tanti temporali, seppur a carattere irregolare, specialmente sul Triveneto e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente.
Viene in mente un po' la storia della loggia Ungheria, vi ricordate? La procura di Milano, la loggia Ungheria, l'avvocato Amara, il pubblico ministero Storari che dice bisogna indagare, va dal suo amico al CSM a Roma, il mitico di Mani Pulite, per cui non ci sono innocenti ma solo colpevoli che l'hanno fatta franca, gli denuncia tutto, poi viene a sua volta colpito, insomma una storia molto strana anche questa qui. Quella della loggia Ungheria, chissà come finirà, questa sembra veramente molto più farsesca di quella vicenda ancora. In ogni caso, proseguiamo. Allora, questi due qua, il gatto e la volpe, come li chiama La Verità, cioè Meranda e Vannucci, agganciano Savoini, ma i ganci a loro volta di Savoini gli dà qualche nome di russo, diceva, ascolta questo qui, vai, vedete cosa potete fare. Insomma, Savoini gli passa qualche contatto, mettiamola così. Ma i contatti di Savoini non dovevano essere così risolutivi, scrive La Verità, se Meranda e Vannucci a un certo punto scelgono di bussare alle stesse porte, ma da soli. E guarda caso, durante queste trattative gemelle non c'è traccia di registrazione delle riunioni da parte di Meranda. Insomma, perché questo Meranda, al centro della vicenda, questo avvocato massone, registra solo le cose che riguardano la Lega, poi fa le stesse cose che riguardano altre persone, ma non registra un tubo, gli audio non ci sono. Perché? L'interlocutore istituzionale che avrebbe dovuto agevolare l'affare è Dmitry Gurin, chi è primo consigliere dell'ambasciata russa a Roma fino all'agosto del 19. Per avere informazioni su questo Dmitry Gurin, il Meranda si rivolge a Vladimir Krupnov, suo interlocutore abituale, diretto collaboratore del Gurin. Ebbene, Krupnov scrive che il diplomatico è un personaggio, Gurin, che conta in ambasciata, ha influenza sull'ambasciatore e aggiunge che lo conosce bene il tuo amico della Lega, riferendosi, secondo gli investigatori, proprio a Savoini. Come sempre, Meranda contatta Dedorid, l'uomo dell'ENI, per cercare di piazzargli una fornitura da 85.000 tonnellate metriche al mese da Gazprom. Il manager pare interessato, ma la trattativa, che in corso d'opera vira ancora una volta su Rosneft, non andrà mai in porto. Cioè c'è tutta una fuffa, una nebbia incredibile. Nel gennaio del 19 decolla un'altra trattativa. Ancora una volta l'acquirente designato è ETS, mentre la parte venditrice è l'ungherese West East Consulting. Sul tavolo una partita da 3 milioni di tonnellate annue di gasolio per autotrazione e una seconda commessa di carburante per usi aeronautici. Nel febbraio 19, mentre il suo caro amico, il giornalista Tizian, sta per far esplodere il caso Metropol, grazie alle foto e alle registrazioni che il Meranda gli ha procurato, Meranda stesso coinvolge nella compravendita 4 uomini d'affari italiani che incontra e registra nel suo studio. Evidenziano i finanzieri che il legale descrive, questa volta in italiano senza troppi freni inibitori, la genesi e le finalità della trattativa oggetto di indagine, che riconduce alla necessità del partito politico della Lega di ottenere in maniera occulta risorse finanziarie per sostenere le imminenti campagne elettorali per le elezioni regionali ed europee, fissate a fine maggio dello stesso anno. L'incontro è incentrato, scrivono gli investigatori, sulla ricerca di nuovi canali di approvvigionamento di prodotti petroliferi da acquistare e rivendere poi a Eni e ETS, ottimizzando in tal senso la corsia preferenziale, a suo dire esistente, in virtù delle relazioni privilegiate intrattenute con la dirigenza nella persona di questo Dedorid. Meranda, per accattivarsi l'attenzione e la credibilità dei convenuti, risultati fino ad allora a lui sconosciuti, almeno lavorativamente parlando, descrive il retroscena delle operazioni di compravendita, in particolare la relativa filigrana politica italo-russa. Il legale, infatti, dopo aver descritto il modello di business, spara davanti all'interlocutore appena conosciuto e al registratore del suo telefonino queste parole. Perché le sto dicendo questo? Perché noi la Russia la frequentiamo pure un pochino e la frequentiamo con l'attuale, vice premier, cioè Salvini. Per cui quando andiamo lì, i contatti sono più a livello politico, dice autoregistrandosi, no? Che bello. Poi fa capire agli interlocutori ai quali dà del lei che i soldi sono destinati a un partito. Dopodiché ci sono delle esigenze che devono essere trasformate in numeri, perché naturalmente l'esigenza è politica, dice il Meranda. Arrivando a dichiarare a degli sconosciuti, a poche ore dall'uscita del libro nero della Lega del giornalista Tizian, che, aperte virgolette, è lui che si autoregistra, il Meranda, la gran parte del profitto purtroppo non può andare nelle nostre tasche,
deve andare da quelli che hanno detto abbiamo bisogno, cioè quei cucù della Lega. Nello stesso periodo, gennaio-febbraio del 19, emergono riferimenti a un embrionale business su prodotti energetici che interessa direttamente Savoini, dice il Meranda autoregistrandosi. Dopo l'uscita del volume di Tiziani, invece, il libro nero della Lega, da marzo a luglio del 19, Meranda e Vannucci, il gatto e la volpe, nelle vesti di intermediari consulenti, subentrano in 3 negoziazioni petrolifere della medesima natura, stavolta suffragate da prove documentali. La premiata ditta Gatto e Volpe, Meranda e Vannucci, ci riporta alla mente, scrive La Verità, le gesta di Igor Marini. Noi ci siamo ricordati della loggia Ungheria, dell'avvocato Amara, del pubblico ministero Paolo Storari, e come si chiamava il famosissimo Jeep di Mani Pulite, quello che è diventato il consigliere superiore della magistratura, quello per cui non ci sono innocenti ma colpevoli che l'hanno fatta franca. Incredibilmente in questo momento non mi viene il cognome, ma è un magistrato notissimo, no? Cioè Pier Camillo Davigo. Ebbene, a Pier Camillo Davigo Paolo Storari fa avere il materiale più o meno di nascosto. Insomma, la vicenda è un po' quella lì, c'è sempre di mezzo Leni, sono sempre di mezzo degli avvocati massoni, un po' strani. E l'altra analogia che viene in mente agli autori della Verità di stamani, a Amadori e Dentok è in effetti la figura di Igor Marini, il mitico protagonista della vicenda Telecom Serbia, che sparò un sacco di cazzate incredibili anche all'epoca. Basta leggere gli sconclusionati discorsi di Vannucci registrati dal Meranda per avere la sensazione Igor Marini. A proposito, chissà che fine ha fatto Igor Marini? Cosa fa oggi Igor Marini? Vedete, sono i discorsi del toscano Vannucci che vive con la mammetta e elabora affari miliardari in giro per il mondo col petrolio. Il Vannucci, registrato da Meranda, dice: vedete, gli ho detto, esistono quelle che si chiamano black, è inutile che io ti faccia 25 scatoline, una a M è Matteo Salvini, una a Gesù, una alla Madonna. Ne faccio una, ma la faccio a nome mio. Poi si fa un blind trust, si va da un notaio a Londra, gli si dà un 3.000 sterline all'anno. Voi siete sempre salvaguardati, perché se io sono un pazzo e dico sono mie, esce fuori il notaio e dice: te sei scemo, perché te sei solo un prestanome e basta, ecco qui, ho firmato io. Se invece viene fuori il casino, voi siete tutti coperti, perché l'unico che lo va a pigliare veramente in culo è il Vannucci, il quale Vannucci sta parlando di sé in questi termini, perché c'hanno quel problema dei 49 milioni, per questo mi intesto tutto a me. Mi sono spiegato? Cioè questo qui, quel cretino qui di passaggio, sarebbe il prestanome della Lega, sarebbe conciata ben male la Lega, e infatti non si è fidata mai, anzi non ha mai avuto alcun rapporto con questi soggetti qua. Quindi quello che rischia sono io, dice il Vannucci. Neanche amici miei, è troppo elevata per quella roba qua. Dunque alla Lega avrebbero pensato di affidare il proprio destino al primo venuto, notano giustamente i cronisti della Verità. Cioè passa un pirla qualunque che vive con la mamma in quel di Grosseto e gli dici: fai prestanome per noi, una roba da 60 milioni di dollari eccetera, logico, naturale. Alla Lega dunque affidano il proprio destino al primo cucù che passa. Esatto, dice lui, il cucù. A noi ci serve una persona a questo modo, non ce l'abbiamo. Così gli avrebbero confermato, no, questo non lo dice il cucù, lo dicono in via Bellerio, però lo dice lui, cioè secondo lui, Vannucci racconta di sua voce, guarda che quelli della Lega mi hanno detto proprio così, a noi ci serve una persona a questo modo, cioè un cretino che vive con la mamma in quel di Grosseto, che faceva parte del PD Margherita. È logico che la Lega si vada a prendere uno così. E sapete perché? Lo spiega Vannucci stesso. Io che c'ho da perdere nella vita? Ma mi dici che cazzo c'ho? Nulla. Non c'ho più niente da perdere. Allora te lo faccio. Cosa vuol dire per loro fare questo? Te lo spiego. Non si fidano di nessuno. E sai perché si fidano di me? Perché io non ho velleità politiche. Perché non vengo da loro. Perché sono la persona più assolutamente insospettabile per la mia storia. E quindi per loro sono una sicurezza. Perché l'ultima cosa che vorrebbero è trovarsi davanti un traditore. Io come posso essere considerato tale se sono agli antipodi di quello che hanno detto, fatto, scritto loro? E per questo i vertici del Carroccio dunque gli avrebbero detto: tu, caro Vannucci, fai anche la trattativa lassù, se ci sarà da farla, vieni su te e parli. Tu parli a nome della Lega. Ci stiamo noi, la Lega. Ma ha detto, Francè, è sempre il cucù toscano che parla, il Vannucci, ma ha detto: Francè, noi mettiamo il cappello politico su di te, ne rispondi te, ne rispondo io. Ebbene, concludono i cronisti della Verità dopo questo incredibile racconto,
Se fosse vero, ci sarebbe da mettere in manicomio, da internare l'intero Stato Maggiore del Carroccio. Ma di tutto questo non esiste la minima prova, se non questi audio registrati da Miranda col suo compagno di avventure. Ma la cosa più divertente è che Vannucci giura che lui, da questo affare, non voleva guadagnare niente. Nel senso, non voleva euro, dollari o rubli, ma un'altra utilità. A me lasciate lui, dice. Lui chi? Renzi. Lo lasciate a me. Io voglio solo quello. Voglio lui. Perché siccome questo mi ha rovinato la vita, questo voglio io. Questo è il mio prezzo. Qualunque cosa succeda, non ti mettere di traverso, perché ti faccio fuori. Gli dissi a Renzi. E questo mi guardava come a di. Che tu m'ha detto? Scusate il toscano. Che cosa gli avrà fatto Renzi a questo cucù toscano? Non lo sappiamo. Nel suo giro è noto che il Vannucci, il cucù di cui sopra, detesta Renzi e nella sua casa i finanzieri hanno trovato un appunto, questo, giovedì 14 ore 15, sindaco Renzi. Un incontro che non deve essere andato benissimo, visto poi come il Vannucci parla del Renzi. Capito la storiella? Questa è la storia raccontata dalla Verità, pagina 1, pagina 2, pagina 3. E ringraziamo i cronisti Giacomo Amadori, François de Tonquedec, perché ci hanno dato una mattinata veramente divertente, piena di umorismo e di simpatica allegria. Intanto lasciamo con questo la Verità. E a questo punto ci vuole il jingle, però, è quello che normalmente chiuderebbe la rassegna stampa, ma a questo punto ci casca, che è una meraviglia. Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. Giusto? Troppo giusto! Esatto. O no? Intanto andiamo a vedere anche Libero, dopo la batosta elettorale, la mossa della disperazione. La sinistra è nel pallone e come sempre si affida a magistrati e sindacati che attaccano il governo e minacciano scioperi. L'opposizione sono loro, scrive Libero. Mentre commenta Alessandro Sallusti, capita sempre così nella storia d'Italia, quando la sinistra è alle corde arriva il soccorso rosso extraparlamentare a minare la solidità del governo. Sarà una coincidenza, ma dopo la debacle del PD alle amministrative, in poche ore magistrati e sindacati hanno annunciato la discesa nel campo della politica, Associazione Nazionale Magistrati e CGIL. Nel frattempo, ecco vittoria di Savoia, nuova regina d'Italia, Emanuele Filiberto abdica. La cosa è fondamentalissima, a pagina 15 di Libero. Un'inchiesta su chi diffamò la Lega sui rubli inesistenti, Salvini denuncia il complotto antigiudici, l'abbiamo visto. E poi Vittorio Feltri su siccità e caldo. La natura sa difendersi anche da sola. Mentre scrive Andrea Morigi in prima pagina su Libero, è cominciata la resa dei conti con la Cina, la questione della via della seta. E questi sono un po' gli argomenti di prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Andiamo a vedere anche i nostri amici del quotidiano di Sicilia. Molto interessante la prima pagina e il commento del direttore Carlo Alberto Tregua. Vod e Losanna sono due modelli per la Sicilia. L'efficienza della Svizzera sembra fantascienza, titola il quotidiano di Sicilia. Un forum con la presidente del cantone Christelle Louisier Brodard e il sindaco Grégoire Genot. Molto interessante, così come il commento del direttore Tregua. Catania e Losanna, due poli opposti. Dobbiamo copiare quanto è stato realizzato in Svizzera, è la luminosa idea del direttore del quotidiano di Sicilia. Abbiamo voluto realizzare due forum che potete leggere all'interno del quotidiano di oggi, molto interessante, con la presidente del cantone del Vaud, Christelle Louisier Brodard, e con il sindaco di Losanna, Grégoire Genot, perché quel cantone e quella città sono tra i più sviluppati, moderni, ecologici dell'intera Confederazione Elvetica. La Confederazione Elvetica ha visto le prime luci nel 1291, si è data un assetto istituzionale nel 1848, 26 cantoni, il più piccolo del quale è Appenzello Interno, 15.500 abitanti, nel nord-est del paese. Piccolo e bello ed è federale o confederale che dir si voglia e funziona. Altro che orologi a cucù e cioccolato come
unici prodotti della Svizzera. Il prodotto migliore è la Costituzione, l'assetto istituzionale della Svizzera. Anche Carlo Cattaneo la pensava così e non era proprio l'ultimo dei deficienti. Tornando al cantone stato di Vaud, desideriamo mettere in luce gli innumerevoli punti di forza della città di Losanna. Bellissimo il pezzo, andatevelo a cercare, è bellissimo anche il contenuto del quotidiano di Sicilia di oggi. Dovremo cercare il direttore e farci una chiacchierata perché questa roba qua è estremamente interessante. È estremamente interessante e consente di avere un punto di vista finalmente diverso, cioè l'accostare la Sicilia alla Svizzera è estremamente stimolante, molto stimolante. E direi più stimolante perfino del ponte sullo stretto di Messina. E ho detto tutto. Intanto lasciamo il quotidiano di Sicilia e andiamo sempre come un solo uomo anche a vedere le altre prime pagine. Il Sole 24 Ore ci cattura l'occhio perché ci spara in prima pagina il visore per vivere realtà virtuale e mondo reale. Arriva da Apple, record del titolo Apple a $184,95. Va rotto i coglioni? Scusate, ma il toscano Vannucci e il toscano Renzi mi hanno influenzato. Vi ha rotto le scatole la realtà reale? Andiamo nella realtà virtuale con gli occhiali della Apple, tanto per non fare pubblicità. Ne hanno bisogno, figurati un po'. Comunque andiamo a vedere anche la prima pagina del Foglio. Uno show per bambini ad Amsterdam spiega agli adulti come difendersi dai professionisti della lagna ambientalista. La prende come al solito molto alata il direttore Cerasa. E poi Giorgia in missione a Tunisi e ancora una sparata al giorno, dal Gay Pride al saluto romano, senza una leader, il PD che lo guida, ecco che il PD, chiedo scusa, lo guida il primo che passa. Nel PD continuano a sparare una roba al giorno. Bergoglio ha scelto i 2/3 degli elettori al conclave, ma la successione è una partita apertissima. E poi Giuliano Ferrara che commenta i confini tra gloria e isterismo. Salvare l'eleganza di Napoli, campione dal vento dell'imbecillità. Ieri c'è stata una filippica stupenda nel programma di Pierluigi Pellegrino alle 10:40, autore della filippica l'impareggiabile Max Del Papa, che ha detto sui festeggiamenti a Napoli cose che fondamentalmente, insomma, a qualcuno saranno girate le scatole, altri avranno applaudito, insomma, formidabile, senza peli sulla lingua. E se ce li ha non sono i suoi, come diceva Beppe Grillo di Moana Pozzi. Comunque, al di là di questo, inside job sul PNRR, più che l'inflazione può la burocrazia. Ecco perché Meloni fatica a negoziare con Bruxelles. Il lavoro e 3 spettri oltre le balle, lavoratori introvabili, disoccupati, lavoratori in fuga. Come stiamo messi qua quanto a lavoro e a occupazione? Vediamo se ci fa ridere l'Andreas Version di Andrea Marcenaro. O no, o forse qualcos'altro. In ogni caso, processione sul luogo del delitto di Giulia Tramontano, dove il parroco di Senago, Brianza, ha detto troppo presto per perdonare. Troppo presto, ha detto. E sarà giusto così. Esistono infatti, si sa, i perdoni al fulmicotone, come quello di Erba, dove il signor Carlo Castagna, nella notte stessa della strage, aveva già perdonato tutti. Esistono i perdoni al fulmicotone, sono quelli talmente rapidi che ancora si deve capire chi sarà il perdonante e chi il perdonando. Esistono i perdoni ostativi, sponsorizzati dalle nuove forze genuine e popolari, oltre che, ovviamente, dai dottori Davigo, Travaglio e Lerner. Ed esistono infine i cosiddetti però aspettiamo un po', che corrispondono alla tragedia presa appunto in esame dal manzoniano parroco in questione. Voi vedete che rispunta Don Abbondio anche qui? Sì, certo. Don Abbondio rispunta anche oggi, in prima pagina sul Foglio. Ha insegnato tutto questo alla nuova Chiesa la fortunatissima serie della Rolex, Cronometri e Prelati, su Netflix. Il cronometro per il perdono, niente male, dai. Mentre Il Dubbio, a proposito di avvocati, apre la sua prima pagina con le torture, le confessioni coatte, quello che ha raccontato Eva Kaili, già vicepresidente socialista del Parlamento europeo, sul Qatar Gate. È la fine del diritto. E poi ancora, rotto il rapporto fiduciario, l'avvocato di Impagnatiello rinuncia al mandato, ci sono schiere di avvocati molto interessanti che sono già lì pronti ad addentare la preda.
E intanto i primi disegni di legge di Nordio arrivano a Palazzo Chigi, la NM, come da copione, è pronta a scioperare. Vuoi vedere che parte qualcosa in tema di riforma della giustizia? Bel punto di domanda, ci va tutto. Domani il governo potrebbe esaminare i testi su abuso d'ufficio, misure cautelari e ascolti o intercettazioni. Si acuisce, scrive il quotidiano Il Dubbio, lo scontro tra il ministro Nordio e la magistratura, con la possibilità che l'Assemblea Generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, convocata per domenica, proclami un nuovo sciopero, dopo quello, a dire il vero, poco incisivo, indetto contro la riforma Cartabia. La riunione del sindacato dei giudici, la NM, verrà preceduta dalla presentazione delle proposte di riforma annunciate da Nordio, che, dopo una lunga attesa e molti rinvii, dovrebbero approdare in Consiglio dei Ministri domani, con interventi sulla custodia cautelare, intercettazione e abolizione di fatto dell'abuso d'ufficio. Vedremo, Meloni è in ansia sul nuovo PNRR e poi io, magistrato, dico un femminicidio come quello di Giulia spinge a fidarsi solo del carcere, parla Aldo Morgigni. Lasciamo il Dubbio e andiamo all'Unità. All'Unità anzi non ci andiamo perché non c'è niente di interessante oggi, più interessante invece la presa di posizione del comitato di redazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana una volta tanto sulla vecchia Unità. Perché come sapete la nuova Unità, con tanto di uso e abuso di Gramsci, è diretta da Piero Sansonetti e sostanzialmente edita dall'imprenditore napoletano Alfredo Romeo, già editore del Riformista, eccetera, e coinvolto in una pluralità di indagini, dalle quali è sempre uscito per ora pulito, ma comunque un imprenditore grosso nel settore delle case, delle forniture, diciamo così, di servizi per i beni pubblici, dell'immobiliare e via dicendo. Dura presa di posizione di Comitato di Redazione e Federazione Nazionale della Stampa Italiana sul progetto editoriale dell'editore Romeo e del direttore Piero Sansonetti, che ha lasciato fuori le giornaliste e i giornalisti che hanno vissuto sulla loro pelle la fine dell'Unità a suo tempo. La fine dell'Unità che tira in ballo anche Matteo Renzi, allora segretario del PD. La dolorosa vicenda occupazionale dei giornalisti del quotidiano L'Unità non si è ancora conclusa oggi. Questa dichiarazione è del 6 aprile scorso, quindi è recentissima. La vicenda dunque occupazionale dei giornalisti del quotidiano L'Unità non è conclusa e lo ricordiamo anche a Matteo Renzi, che per un anno si cimenterà come direttore editoriale de Il Riformista. Avevano scritto in una nota il comitato di redazione dell'Unità e la segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Alessandra Costante. Parliamo, proseguono CDR e FNSI, dello stesso Renzi, segretario del Partito Democratico nel periodo più buio per l'Unità, dall'avvento degli editori Pessina, i costruttori, Stefanelli, all'uscita del PD dalla società editoriale, alla chiusura del quotidiano. La storia più recente ha raccontato la procedura fallimentare a carico degli editori Pessina Stefanelli e l'acquisto all'incanto della testata dell'Unità, fondata da Antonio Gramsci, da parte dell'editore Alfredo Romeo, già proprietario de Il Riformista. La vera notizia è il ritorno in edicola dell'Unità, dice Renzi, ma dimentica, fanno sapere i giornalisti che sono rimasti a spasso dell'Unità, ma dimentica che il nuovo progetto editoriale ha appunto lasciato fuori le giornaliste e i giornalisti dell'Unità che hanno vissuto sulla loro pelle l'epilogo della testata. Un'operazione che si manifesta non come opportunità per il pluralismo dell'informazione, recuperando una testata fondamentale per la storia del paese, ma come mera speculazione editoriale. È la prima volta che un'intera redazione, quella de Il Riformista, scriverà le pagine della nuova L'Unità, mentre si darà vita a una nuova redazione diretta da Matteo Renzi. All'editore Alfredo Romeo e al direttore Sansonetti ricordiamo con forza che la vicenda dell'Unità coincide con la storia di 17 giornalisti e 4 poligrafici licenziati dopo il fallimento. Il tema occupazionale e professionale resta intatto sull'Unità. Dicono così i giornalisti che sono rimasti a spasso e la Federazione della Stampa. Mentre andiamo a vedere anche Italia Oggi, un titolo molto suadente, Fisco, la gentilezza paga, titola il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, dove c'è anche un bellissimo articolo, quest'oggi di Antonino Danna, il nostro Antonino Danna, poi lo citiamo, leggetevelo, compratevi Italia Oggi, leggetevelo perché è veramente da godere fino in fondo, da inizio alla fine.
sulla questione dei treni e dei viaggiatori. Gli inviti al contribuente, compliance, cioè contribuente fa il bravo rispetto alle regole, sono più efficaci dei controlli. In 7 anni il fisco gentile paga, il gettito si è moltiplicato per 10 volte, cioè c'è il fisco che ti dice scusa signor contribuente, fai il tuo dovere, sii bravo, sii buono, questo rende 10 volte più del volto arcigno. Entro il 2025 10 diverse tipologie di avvisi. Che bello. Intanto, sulla questione della Corte dei Conti, il pezzo di Cacopardo lo vediamo tra poco. Elly Schlein, siamo alla rubrica diritto rovescio, il corsivo di prima pagina di Italia Oggi. Elly Schlein, dopo aver conquistato la segreteria nazionale del PD, aveva coniato uno slogan efficace e birichino che diceva: anche questa volta non ci hanno visto arrivare. Voleva sottolineare che il suo era stato un blitz furtivo che nessuno aveva ritenuto possibile e quindi lei aveva vinto la posta prendendo in contropiede tutti gli altri concorrenti e alla fine il solo Bonaccini. Adesso, dopo la batosta clamorosa che Schlein ha subito alle ultime elezioni amministrative, constatando che la segretaria non ha ancora indetto un'assemblea per analizzare le ragioni della sconfitta, gli amici emiliani di Bonaccini dicono: ci vedranno arrivare. Non possono aspettare, conclude Magnaschi. L'anno prossimo, infatti, ci saranno in Emilia-Romagna le amministrative a Modena, Forlì, Cesena, Ferrara, Reggio Emilia. Per dimensioni è quasi un test regionale. Vediamo che arriverà. Lasciamo la prima pagina di Italia Oggi, ma ci torniamo agli articoli interni. Sulla questione della Movida si sofferma il giornale di Brescia, in particolare perché la vicenda riguarda una sentenza della Cassazione emessa su Brescia, giusto appunto. Parola adesso alla Corte d'Appello, ma si chiede di riaprire adesso il giudizio. Dopo la sentenza di Cassazione, il Comune di Brescia sottolinea come non scatti per ora alcun risarcimento. Non è una sentenza definitiva, ma una riapertura al giudizio di secondo grado, in cui il giudice di secondo grado dovrà appunto valutare quale sia stata la condotta colposa del Comune di Brescia nella causa mossa sulla Movida al Carmine nel 2012. A chiarire alcuni aspetti del testo della Corte di Cassazione, che sta facendo discutere i sindaci in tutta Italia, è il Comune di Brescia, che dopo un confronto con l'Avvocatura Civica spiega che il giudizio non è definitivo e dovrà essere riassunto davanti a un'altra sezione della Corte d'Appello di Brescia. Il giudice del rinvio dovrà valutare quale sia stata la condotta colposa del Comune. Insomma, è troppo presto per dire Movida, pagano i sindaci. A proposito invece di vicende giudiziarie, sul Corriere del Veneto, il processo Casalesi-Eraclea, condanne per 217 anni, ma non per mafia. La sentenza sulla maxi inchiesta che ha sconvolto il litorale veneto. 26 anni a Donadio, assolto l'ex sindaco di Mestre. Dichiara Michela Basso, responsabile del reato alla stessa ascritto al capo A1, riqualificato nella fattispecie di cui all'articolo 416. Questa è la lettera del dispositivo, la lettura anzi del dispositivo da parte del Presidente del Tribunale di Venezia. La lettura è durata 27 minuti, scrive il Corriere del Veneto, ma dopo le prime parole in aula si è capito già tutto. Ovvero, il primo round del processo al presunto clan dei Casalesi di Eraclea, ci sarà un nuovo scontro in appello e in Cassazione, lo ha vinto la difesa. Per il collegio a Eraclea per quasi 20 anni c'è stata sì una pericolosa associazione a delinquere, articolo 416 codice penale, il cui capo, Luciano Donadio, ha ricevuto una pena di 26 anni e 3 mesi. Ma non c'era mafia, non c'era un clan camorristico locale. Dopo 3 anni di processo, 137 udienze per 46 imputati, l'accusa di mafia è rimasta solo come aggravante per alcuni reati commessi con il metodo mafioso. Una delle conseguenze è che una raffica di imputazioni sono state dichiarate prescritte e dai 452 anni complessivi delle richieste dei pubblici ministeri si è passati a 217 anni di condanne. Tra le assoluzioni, 15, quella dell'ex sindaco Mirko Mestre, perché il fatto non sussiste, era accusato di voto di scambio politico-mafioso, ma se non c'è la mafia, cade anche quello. L'accusa era che i Casalesi avessero spadroneggiato in zona da inizio 2000 fino agli arresti del 2019, con estorsioni, minacce, violenze, usura, armi, ma anche bancarotte, spaccio di droga, compravendite di monete false.
Per Donadio è arrivata la pena più alta. In requisitoria i PM avevano chiesto 30 anni, ma solo perché si tratta della pena massima possibile per quel reato. In realtà, mettendo in fila tutti i reati commessi, la pena congrua sarebbe stata di oltre 60 anni. Per gli altri due bracci destri presunti capi, Buonanno e Pacifico, i 30 anni richiesti sono diventati 19 e 10. Così sul Corriere del Veneto. Una comunità etichettata, mi davano della collusa. Dopo il danno di immagine, ora occorre ricostruire, dice la sindaca Nadia Zanchin, avvocato e sindaca di Eraclea, della cittadina del Veneziano, che per 4 anni ha fatto i conti con la fama di essere diventata la Casal di Principe del Veneto, cioè un feudo camorristico nel cuore del nord-est. È dal 19 che lo ripeto, oggi la sentenza mi dà ragione, Eraclea non è una città di mafia e i suoi abitanti non sono omertosi. Poi a proposito dell'omertà, torniamo al nostro amatissimo Alessandro Manzoni e ai suoi promessi sposi, perché lì c'è una descrizione delle terre del Lecchese e del Bergamasco. Del Bergamasco no, perché faceva parte della Repubblica di Venezia, che aveva un grado di libertà e anche di convenienza a viverci molto maggiore, come si scopre alla fine del romanzo, no? Quando Renzo e la famiglia varcano l'Adda e dicono ciao Lombardia, io mi trasferisco in Veneto perché c'è un sacco di agevolazioni fiscali, pensate un po'. Lo racconta nel romanzo e si vive più sicuri e tranquilli che non in quella zona qua dove spadroneggiano i bravi, i signorotti, e c'è un livello di sottomissione esagerato da parte della popolazione, che poverini però contadini non potevano fare molto altro. Se si ribellavano trovavano gli azzeccagarbugli, che erano gli avvocati e i giudici dalla parte dei potenti, che potevano fare i poveri contadini del Lecchese, i poveri contadini lombardi abituati a lavorare e per di più preda della carestia e poi della peste. Non era facile ribellarsi. In ogni caso molto interessante il quadro che ne viene fuori da quel romanzo che ci hanno fatto odiare a scuola. Ad ogni modo, lasciamo il Corriere del Veneto e vi segnalo questo eccellente articolo di Domenico Cacopardo a pagina 6 di Italia Oggi, per capire la menata della Corte dei Conti, PNRR, il governo che vuole tarpare le ali alla magistratura contabile, ai controlli e via dicendo. Perché la rissa? La Costituzione è molto chiara. Allora, la Corte dei Conti, ci spiega Domenico Cacopardo, che, ripeto, è stato per tanti anni presidente di una sezione del Consiglio di Stato, cioè alto magistrato amministrativo, e ha conosciuto benissimo la politica perché ha lavorato nei palazzi del potere, da Palazzo Chigi in giù, con diversi premier e ministri. Ebbene, la Corte dei Conti ha rilievo costituzionale nel secondo comma dell'articolo 103, che recita: la Corte ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. È una formula, commenta Cacopardo, estremamente stringata, che coglie nella contabilità pubblica il core business, cioè il business principale della Corte dei Conti. Nella definizione concreta dell'attività della Corte, scusatemi, ma oggi non facciamo in tempo ad aprir linee e cose perché stiamo correndo, c'è tanta roba da raccontare, almeno credo a vostra utilità, per cui avremo modo di cianciare più in là. Non ci mancherà tempo per cianciare amabilmente e utilmente e costruttivamente. Nella definizione concreta dell'attività della Corte dei Conti era un tempo stabilito, ricorda Cacopardo, che gli atti dell'amministrazione che comportavano impegni di spesa dovevano essere registrati dalla stessa, registrati dalla Corte dei Conti. La registrazione da parte della Corte dei Conti su qualsiasi atto amministrativo che comportasse spesa, la registrazione concludeva la valutazione di legittimità dell'atto e del procedimento che l'aveva determinato. Si trattava di un controllo successivo, evidentemente, cioè dopo che l'atto era stato fatto dall'autorità amministrativa. Poiché peraltro per questa registrazione non c'erano termini, accadeva, ricorda Cacopardo, che tra il decreto di approvazione di un contratto di appalto e la sua operatività, mediante registrazione della Corte dei Conti, potesse trascorrere un tempo tale da rendere il contratto non più attuale e che si aprisse un contenzioso tra l'amministrazione e l'appaltatore, oltre che tra l'amministrazione e la Corte dei Conti, per il quale era prevista un'apposita procedura. Poiché nell'esercizio della funzione di controllo il controllore non era responsabile di ritardi ed errori, si verificavano due anomalie insopportabili. La prima era la possibile frustrazione dell'attività amministrativa che poteva arenarsi davanti alla Corte dei Conti. La seconda era rappresentata dal fatto che, inserendosi con la registrazione nel procedimento,
La Corte dei Conti esercitava un potere di intervento e di partecipazione alla stessa attività amministrativa, un potere risolutivo e abnorme, talché questo genere di controllo, successivo ma condizionante, venne rimosso dal sistema, rinviandosi a una fase ulteriore un controllo complessivo e puntuale sull'attività dell'amministrazione, con tempistica annuale. Con la legge 4 marzo 2009 numero 15 venne introdotta una nuova disciplina. La Corte dei Conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. È un meccanismo, osserva Cacopardo, frequente nelle aziende private che vogliono impedire che errori di gestione compromettano i risultati programmati, con una differenza sostanziale. Gli audit sono espressione di un unico potere, quello aziendale, che può stabilire specifiche direttive, mentre il potere di cui ha la legge in questione è affidato a un organo costituzionale estraneo all'amministrazione che può e deve esercitarlo secondo proprie vedute autonome. Con il mai abbastanza deprecato governo Conte 2, ministra una certa Fabiana Dadone, viene approvato il decreto legge 16 luglio 2020 numero 76, che all'articolo 22 recita: controllo concomitante della Corte dei Conti per accelerare gli interventi di rilancio dell'economia. A nessuno può sfuggire, commenta Cacopardo, la contraddizione fra l'esigenza di accelerare il sostegno all'economia e l'introduzione di un altro passaggio burocratico. La Corte dei Conti, anche a richiesta del governo o delle commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante, di cui all'articolo 11, eccetera, eccetera, sui principali piani, programmi, progetti di interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale. Questo era un frutto del governo Conte 2. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità di gestione o di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le procedure vigenti amministrative e contabili è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi oneri per la finanza, eccetera. Commenta Cacopardo. Questa è un'introduzione fatta dal governo Conte 2. Le modalità di esercizio di questo enorme potere che il governo Conte 2 ha attribuito alla Corte dei Conti, quale dirigente della pubblica amministrazione ha mai voluto sottoporsi, oltre che ai normali controlli, anche a questo superpotere? Dunque, le modalità di esercitare questo superpotere vengono stabilite da chi questo potere deve esercitarlo, in attuazione dell'autonomia della Corte dei Conti. Cioè, il governo Conte 2 ha dato un potere bestiale, enorme e fuori dalla Costituzione alla Corte dei Conti, dimenticandosi, tra le tante cose che ci si è dimenticati di tener presente, che nella vita amministrativa, pubblica e privata, non può essere mai un commissario a stabilire le modalità di esercizio del commissariamento. Perciò, in questo caso, anche se l'esercizio del potere organizzatorio rientra nell'ambito dell'autonomia della Corte dei Conti, sarebbe stato opportuno che il legislatore stabilisse contenuti e limiti di questo enorme potere conferito anzi alla Corte dei Conti. Infatti, veniamo al PNRR. Il collegio del controllo concomitante, istituito presso la sezione centrale di controllo gestione e amministrazioni dello Stato con delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 10 novembre del 21, è un nuovo organismo, esercita l'attività di controllo concomitante sui piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale. Il collegio del controllo concomitante concorre anche all'espletamento dei controlli sull'attuazione del PNRR. Questa è la legge del governo Conte 2 che ha dato alla Corte dei Conti, il collegio del controllo concomitante della Corte dei Conti, il controllo sull'attuazione del PNRR. La funzione di controllo è intestata al collegio concomitante, il collegio del controllo concomitante della Corte dei Conti, ed è esercitata in autonomia, cioè la Corte dei Conti fa quello che le pare, sulla base del programma annuale da esso deliberato. Un parlamentare, commenta Cacopardo, il quale ignora la differenza tra illecito e illegittimità,
ha avuto il coraggio di sostenere che l'abolizione del controllo concomitante priverebbe gli italiani di un presidio di legalità, il che non è assolutamente vero, visto che il controllo è di legittimità, fatte salve le competenze del giudice penale. Come il lettore può constatare, conclude Cacopardo, il controllo concomitante è un'altra sovrastruttura legata alla concezione giustizialista propria dei 5 Stelle, alla quale viene consegnata una specifica autorità concomitante in materie che dal punto di vista sostanziale integrerebbero, ampliandoli, i compiti originari stabiliti dalla Costituzione per la Corte dei Conti. Il decreto legge del governo che abolisce il controllo concomitante restituisce fisiologia all'attività della pubblica amministrazione e della stessa Corte dei Conti, il cui potere rientrerà nei suoi limiti ordinari, che peraltro sono già molto ampi e dotati di un'altrettanto ampia autonomia nella valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi. Non sembra quindi, conclude Cacopardo, che l'orientamento del governo abbia i caratteri eversivi che alcuni intendono attribuirgli. Detto questo, vi prometto che non parleremo più di questa questione perché, insomma, è chiara, no? Allora, Conte ha introdotto col governo Conte 2 un abnorme potere della Corte dei Conti in omaggio alla visione giustizialista tipica dei 5 Stelle. È un intralcio sul PNRR, uno in più, non ne avevamo bisogno. Detto questo, andiamo a vedere anche il pezzo di Tino Oldani, la sua torre di controllo, sempre su Italia Oggi. De Benedetti boccia Meloni e invoca l'ennesimo governo tecnico. Morale della favola, osserva Tino Oldani. Le elite oligarchiche vogliono comandare ma non pagare le tasse, perché il buon Carlo De Benedetti mica è un pirla, se ne sta in Svizzera a pagare le tasse ed è cittadino svizzero, le prediche le fa in Italia. Italia che è un paese che si fa spogliare, scrive Carlo Valentini, pagina 2 di Italia Oggi. Stato sprecone e una classe imprenditoriale senza una visione. L'Italia si ritrova, unico tra i grandi paesi europei, senza una propria compagnia aerea di bandiera. La vendita dell'ex Alitalia ai tedeschi di Lufthansa, ai quali è stato srotolato il tappeto rosso, ha registrato più di un osanna in campo politico e non solo. Un compiacimento ovvio, poiché negli anni la compagnia era diventata un buco nero che inghiottiva tante risorse pubbliche. A portare al disfacimento l'Alitalia, una politica clientelare che non ha saputo guardare oltre il proprio ombelico, e un sindacalismo a difesa di privilegi, di rendite di posizione e di un proprio lucroso orticello. Ma anche l'incapacità del sistema imprenditoriale di mettersi in gioco e farsi valere, anzi, quando è stato chiamato in aiuto, si è perso nei meandri del collateralismo e del politichese, ingarbugliando una situazione già rischiosa. All'estero sono riusciti a superare le crisi, a rilanciare le loro compagnie, perfino la Grecia c'ha una compagnia aerea che funziona perfettamente bene, con positivi effetti sui flussi turistici, sulla produttività degli aeroporti, sull'efficienza dei collegamenti, sulle industrie del settore. L'Italia, nonostante abbia un bacino d'utenza di viaggiatori di tutto rispetto, ha dovuto chiedere aiuto e consegnarsi ai tedeschi. L'Italia è un paese che si fa spogliare. Non si tratta di un lamento per la mancata difesa del sovranismo aereo, ma di sottolineare la debolezza politico-imprenditoriale dell'Italia. Altri gioielli del Made in Italy stanno arricchendo imprenditori stranieri. Lamborghini, Ducati vanno a gonfie vele, macinano utili per la tedesca Audi. Il core fashion dell'impero di Bernard Arnault sono bulgari, Fendi, Loro Piana e Emilio Pucci, cioè il meglio della moda un tempo italiana. Perfino i latticini sono finiti sulle tavole francesi con Lactalis che si è mangiata con gli spiccioli Parmalat. L'imprenditoria, la finanza, la politica italiana non hanno avuto forza. Intanto arriviamo al gustosissimo pezzo di Antonino Danna, il nostro Antonino Danna su Italia Oggi, siamo a pagina 10. Diceva di essere zoppo, senza una casa, di avere l'AIDS. Vide salire sul treno la polizia e di rado ho visto uno scappare così rapidamente. In una sola generazione le comunicazioni ferroviarie nord e sud sono cambiate. Papà, cos'era l'Espresso? E io, scrive Antonino Danna, torno indietro di un quarto di secolo. Figlia mia, che non hai sonno e chiacchieri con me dei viaggi da studente. Preso da una botta di nostalgia, della quale ti ringrazio. E rieccomi lì, sul marciapiede di Vibo Pizzo, chilometro 282, metri 321 da Battipaglia.
80 kg fa, nei tempi epici all'alba dell'alta velocità, che ancora non esisteva. 25 anni fa, per raggiungere Milano dalla Calabria, le scelte possibili, in rigido monopolio Ferrovie dello Stato, erano 3. Eurostar Italia, antenato della Frecciarossa, lire 114.500 seconda classe, 83 euro circa oggi. Intercity, che permetteva di prenotare il posto a sedere con un supplemento di 5.000 lire, 3,60 euro di oggi, e in teoria offriva un certo comfort, facendoti pagare un extra al biglietto di corsa semplice chiamato con ironia supplemento rapido. 3. Terza possibilità, Espresso, biglietto di seconda classe, lire 72.500, 52 euro. Puzza di piedi, rutto libero inclusi. L'aereo era fantascienza, visto che c'era solo Alitalia da Lamezia, spesso a prezzi non molto popolari. A quel tempo gli Intercity avevano tutti un numero e un nome. 552 Francesco Cilea era quello che collegava Reggio Calabria e quindi anche Vibo Valentia con Milano. Il 552, che esiste ancora ma fa capolinea a Roma e peste lo colga, senza il nome del grande compositore calabrese, faceva questo percorso e vi lascio il gusto del resto della lettura perché è veramente una lettura divertente e interessante, quella del pezzo di Antonino Danna sulle comunicazioni ferroviarie nord-sud e su come sono cambiate. E la gente che c'era sui treni dell'epoca e quelli di oggi. Intanto su Italia Oggi c'è ancora da segnalare da Berlino l'ottimo e interessante pezzo di Roberto Giardina su Alternative für Deutschland AfD, che conquista la scomparsa DDR. È con il 18% alla pari con i socialdemocratici. La votano i neonazisti per il 32%, ma il 67% di chi vota AfD è deluso da tutti gli altri partiti. Un disastro per il governo, l'ultima Sonntagsfrage, cioè la domanda della domenica, il sondaggio su come avrebbero votato i tedeschi il 4 giugno. Alternative für Deutschland, AfD, il partito dell'estrema destra, ha conquistato l'ex Germania comunista, l'ex Germania dell'Est. Il paese continua a essere diviso, la Germania 33 anni dopo la riunificazione, scrive Roberto Giardina. Ancor peggio il dato generale per Est e Ovest. Alternative für Deutschland è ormai alla pari, 18% a 18%, con i socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz, quasi 8 punti in meno rispetto al risultato del settembre del 21. Cioè oggi, se si votasse oggi in Germania, AfD prenderebbe gli stessi voti dell'SPD, del Partito Socialdemocratico dell'attuale cancelliere Olaf Scholz. AfD aveva superato di poco il 10% e al 18% oggi, a pari merito con i socialdemocratici. Però in Germania dell'Est, tanti saluti, AfD è il primo partito. AfD raggiunge il 28% in Sassonia, secondo partito i cristiano-democratici, CDU, con il 25%. Nel Brandeburgo, che circonda Berlino, la capitale, AfD, attenzione, è al 23%, la CDU al 21%. E Scholz abita a Potsdam, capitale del Land, a 30 km dal Bundestag, il Parlamento nazionale, cioè a casa sua il primo partito non è più il suo, è AfD. Il risultato peggiore in Turingia, il Land della Weimar di Goethe, dove il partito della destra, AfD, arriva sempre al 28%. Ma seguito dalla Linke, l'estrema sinistra, con il 22%. Questo vuol dire che il 50% degli elettori vota per estremisti di sinistra o di destra. Sarebbe impossibile governare la regione se non con l'alleanza di tutti contro Alternative für Deutschland. Molto improbabile e che comunque non sarebbe in grado di lavorare. In base al sondaggio, considerato molto attendibile, condotto per incarico della Welt, il quotidiano del gruppo Springer, e dell'ARD, il primo canale pubblico, i 3 partiti al governo non avrebbero più la maggioranza. L'SPD è al 18%, i Verdi al 15%, i Liberali al 7%. CDU-CSU, guidata da Friedrich Merz, più a destra della Merkel, arriva al 29%. Tra 2 anni si dovrebbe tornare alla grosse coalizione. Il 47% dà un giudizio negativo a tutti e 3 i partiti. A sorpresa, il partito che ottiene il voto migliore è il Liberale, 19%, Verdi 14%, Socialdemocratici 10%. La bocciatura è motivata dal 74% dalle nuove regole per il riscaldamento, 56% per la situazione economica.
Così su Italia Oggi dalla Germania. AfD conquista la scomparsa DDR. Curioso, eh? Nella Germania comunista DDR vincono i partiti di estrema destra, l'AfD segnatamente. Alternative für Deutschland. E adesso un po' di musica. Che cosa ci farà mai ascoltare il nostro ottimo Federico Borsari quest'oggi? Lo andiamo scoprendo a orecchio. Roba bella però, secondo me. Poi fate voi, ma comunque sentite un po'. Stan Getz, Joao Gilberto, Astrud Gilberto, The Girl from Ipanema, non c'è bisogno d'altro. Abbiamo pochi minuti, poi abbiamo il Qui Parlamento, spero in versione molto veloce, poi la rubrica Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini, torneremo sulla vicenda Metropol, soldi russi, petrolio, Lega, Savoini, Bufala, per riassumere il tutto, bufala enormemente grave sotto molti aspetti, ne parleremo appunto con Claudio Borghi Aquilini in quanto componente del Copasir, però so che sono pochi questi minuti, però dite la vostra sulla vicenda, mi incuriosisce molto, proprio come operazione comunicativa, culturale, in senso lato, senza stare a sprecare aggettivi stupidi. Comunque, vi è piaciuta sta roba dei Promessi Sposi alla radio? Fatemi sapere la vostra opinione, perché qualche commento naturalmente l'abbiamo visto sulla pagina Facebook e anche sulla nostra messaggeria WhatsApp 346 64 27 756, però veramente fatemelo sapere, non per dire cose così insomma encomiastiche o eccetera, ma preferisco le critiche, le stroncature, le osservazioni critiche, perché sono sempre molto più stimolanti che non il dire bello, bravo, bis. Quindi dite la vostra, vi è piaciuta l'iniziativa? La potete trovare poi molto facilmente, devo dire, possiamo farlo anche insieme, se voi digitate Radio Libertà, anche googlando, diciamo così, trovate il sito radiolibertà.net e in home page c'è il richiamo a questa lettura integrale dei Promessi Sposi. Potete ascoltare le puntate, per ora ce n'è solo una, la prossima è giovedì dalle 17 alle 18 alle 21 in replica, è il secondo capitolo. Questa è l'introduzione al capitolo 1. Che ve ne pare?
Dite la vostra, sto ascoltando e scaricando, scrive Erminio, stupendo. No, sono veramente curioso di sapere se anche in voi risuona o se è un'operazione velleitaria e che non ha molto senso, perché magari uno dice, oh, quella roba lì è vecchia, è noiosa, non mi interessa niente. E invece Erminio ok, e poi c'è un altro commento, Marco da Agrate, che invece anche questo è positivo, un altro commento ancora positivo, e poi Pina, Monza e Brianza, che anche lei esprime un giudizio molto positivo di questa iniziativa. Federico viene elogiato giustissimamente da un altro ascoltatore, roba non bella ma bellissima, bravo Fede, scrive un ascoltatore a proposito delle scelte musicali, alle quali ho delegato il nostro Federico Borsari in regia. Ogni giorno col calendario musicale in mano ci propone cose molto belle. Vallì, grazie mille per la lettura dei Promessi Sposi, me la sono goduta, mi ha emozionato, una trasmissione coraggiosa. Ecco, Vallì, perché coraggiosa secondo te? In che senso? Pietro, Max del Papa troppo forte, meriterebbe una trasmissione sulla radio, dice le cose chiare e tonde, e non è detto che in futuro, quando avremo un assetto un pochino più solido di questa radio, non possa accadere. Mi viene l'impressione che già all'epoca Savoini cominciasse l'odio sgretolatore dell'immagine di Putin contro la Russia e tutti quelli che erano a favore. Questa è un'altra vicenda. E poi, allora, dite la vostra rapidissimamente. Ottima lettura, scrive il nostro amico Manzoni, che è un omonimo di Alessandro, ma si chiama Roberto Manzoni, e che ha una curiosa storia anche da raccontare, perché a un certo punto il Corriere della Sera aveva, diciamo così, intervistato gli Alessandro Manzoni, che erano in vita, anche se non avevano parentela diretta con il romanziere, il grandissimo. Tra l'altro, I Promessi Sposi, storia milanese del secolo XVII, c'è scritto così nell'intestazione, no? Che poi è milanese, ma fino a un certo punto, perché amplia il suo raggio molto più in là, anche se descrive una società e una serie di questioni che sono molto milanesi, come milanese è l'impulso illuminista del Manzoni, tutto sommato. Stefano, manderò un messaggio appena sento il podcast, potete scaricarlo il podcast, tranquillamente ve lo ascoltate quando vi pare a voi, al di fuori degli orari in cui va in onda in radio. Me lo sentirò, adesso faccio i versamenti IMU per i clienti, buon lavoro. Luciana da Udine, veramente un'ottima iniziativa, geniale, stimolante ascoltare e riscoprire anche tanti termini arcaici. Voi pensate che io e un carissimo amico, quando eravamo al liceo e leggevamo queste cose dei Promessi Sposi a scuola, insomma, avevamo preso un gusto un po' particolare, io me lo ricordo ancora, c'era una bobina di carta molto lunga, arrotolata, proprio una specie di rotolo di carta come la carta igienica, ma fatta di carta molto più spessa, no? E su questo rotolo avevamo annotato, io e questo amico, pensate che malati mentali che eravamo, tutte le espressioni desuete e i termini, come dice Luciana, appunto arcaici, usati dal Manzoni, che a noi all'epoca ci facevano un po' ridere, perché insomma era un po' una palla studiare il Manzoni a scuola. Per divertirci un po' prendevamo le espressioni tipo lo portarono via in camicia, a un certo punto, no? Lo arrestano sostanzialmente, oppure i birri per dire i poliziotti, gli sbirri, diciamo la forza pubblica, e tante altre espressioni curiose in cui Manzoni eccelleva perché tirava fuori robe anche dal toscano, quindi adattava dei modi di dire lombardi alla lingua toscana e viceversa, venivano fuori delle espressioni memorabili, no? C'è un pianeta su di me, dice Don Abbondio a un certo punto, per dire io c'ho la sfiga addosso, e tante cose così divertenti. Avevamo fatto il rotolone, il glossario manzoniano, purtroppo si è perso, io non so più dove è finito, ma pagherei per riaverlo in mano. Nella da Novara, ottima idea, leggere Manzoni, propongo di continuare con la colonna infame, esattamente, perché non è un di più, è un complemento al romanzo, questo va detto chiaramente. Manzoni non è che l'ha messa lì tanto per metterla lì, la mette lì la storia della colonna infame alla fine del racconto, perché il racconto, lo stesso romanzo, secondo me, è anche veramente un racconto di ingiustizie, di prepotenze, di soverchierie, come dice lui, no? E quindi alla fine la storia della colonna infame cade perfettamente in armonia con il romanzo, ma soprattutto, vi ripeto, è, al di là di quello che ne ha detto il Presidente della Repubblica, che è Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, la storia della colonna infame non è una critica dei pregiudizi per cui esistono gli untori, ma è la critica di chi ha dato corpo con sentenze a quei pregiudizi, cioè
magistrati che colpevolmente, perché loro non potevano essere scusati come magari il popolino bue che crede agli untori, quelli lo sapevano che gli untori erano innocenti, ma li hanno condannati e torturati lo stesso. Quella è la cosa dirompente che scrive Manzoni. La giustizia che consapevolmente, per condurre a termine interessi suoi, va contro la verità e condanna innocenti, anche sottoponendoli alla tortura. E quella è la roba terrificante. Comunque avremo modo di parlarne. Sono già le 9.33. Chiuso qua. Fine. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi. Quello che affrontiamo oggi con questa mozione è sicuramente un tema molto importante, però non è un tema che è nato nel 2023.